Test audio. Test audio.
Cominciare a suonare il richiamo, ma noi grazie. possiamo anche... Allora, consigliera Luisetto, dovremmo riprendere da lei. È pronta? Aspettiamo un paio di minuti e... Noi l'ascoltiamo con attenzione. Grazie, brava. Aspetto a darvi gli emendamenti per dopo. Sì, no. Sì, no, facciamo così, no? No. Esatto. No, dacci la traccia. No, allora questo lo dico. No, Sì, ma credo che... no, è quella pagina di là, non riesco. Posso dirti, dai, se deve essere preso anche io. Ah, lo ristampo anche per lei? Beh, lo usiamo insieme. Andiamo insieme, ti preoccupare. Sì, no, tanto non serve adesso. Siamo a punto 8, giusto? Ha fatto il relatore con il relatore di discussione Adesso c'è la discussione generale. e poi passa l'articolato, votazione Sì. diretta. Fatto bene.
Bene, ricominciamo i lavori. Allora, siccome non occorre fare il numero legale, la verifica, pertanto riprendiamo da dove ci eravamo sospese l'attività e quindi darei la parola alla consigliera Luisetto Chiara. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Riprendo il filo dei ragionamenti che ho ascoltato questa mattina e anche della correlazione che il collega Galeano ha tenuto al rendiconto. Ci consegna, io credo, questa correlazione una domanda anche abbastanza semplice. Quando diciamo che i conti sono in ordine, dobbiamo domandarci se sono in ordine anche i servizi e le risposte ai bisogni, se come dire, questo Veneto prudente non sia piuttosto un Veneto fermo, un Veneto bloccato. Perché il rendiconto che oggi andiamo a discutere non è soltanto una fotografia contabile, è la misura delle scelte compiute e ci dice anche dove abbiamo investito, cosa abbiamo considerato prioritario e soprattutto quali bisogni oggi rischiamo di lasciare senza risposte. E se guardiamo alla sanità e sociale, visto che uno dei titoli è Veneto in salute, il quadro è molto meno rassicurante di quanto alcuni indicatori vorrebbero raccontare. Questa mattina il collega Galeano ha raccontato di questo 100% di obiettivi raggiunti. Chi non era in quest'Aula negli anni scorsi non può ricordarlo, ma ogni volta che ci siamo trovati a discutere un bilancio davanti allo schema degli obiettivi abbiamo discusso ogni volta del fatto che obiettivi così raggiunti al 100%, che non ci danno minimamente la fotografia reale della situazione, sono totalmente inutili. Meglio neanche metterli gli obiettivi se noi vediamo che un obiettivo relativo alla gestione e la riforma ad esempio delle IPAB è raggiunto al 100%, perché rischiamo di prenderci in giro, di non avere alcun dato di realtà sul quale ragionare e soprattutto di non fare un'analisi critica della situazione. Il quadro, dicevo, in materia di sanità e sociale non è così rassicurante e stamattina ascoltavo un po' anche col sorriso quando si diceva ancora sociale, parliamo ancora di sociale, ma in realtà se non partiamo da lì noi non discutiamo né di lavoro né di produttività né di sviluppo, perché se le famiglie e le persone non sono nelle condizioni di stare bene o di vivere in salute, che non è soltanto sanità, salute significa anche vivere una condizione personale e familiare che ti permetta di lavorare, di prenderti cura di un tuo familiare senza rinunciare a uno stipendio o dovendoti trovare in povertà. Se non abbiamo questo quadro, la macchina regionale non può pensare di andare. E allora ripartiamo da qua. Partiamo da un dato che dovrebbe farci fermare tutti, il fatto che Azienda Zero chiuda con un risultato positivo che consente di compensare paro paro i 518 milioni di euro di perdite aggregate delle aziende sanitarie, ce lo ha detto anche la Corte dei Conti nel suo giudizio di parifica. Possiamo certamente riconoscere che se il meccanismo è quello di riequilibrio, e cioè di svolgere la funzione per la quale è stato costruito, funziona. Il problema è che non possiamo raccontarci che questo equivalga a un sistema strutturalmente sano. Abbiamo un'azienda zero nata per efficientare, che serve solo coi propri utili non a dare più servizi, a garantire un sistema più efficiente, ma a coprire i buchi delle aziende sanitarie locali. Se quasi tutte le aziende producono perdite e serve un unico soggetto centrale per ripianarle, il problema non è esattamente soltanto contabile, è organizzativo, è politico e strutturale. Dobbiamo chiederci da dove derivino quelle perdite, quali servizi siano sotto pressione, quali professionalità manchino e quanto questo squilibrio incida sulla capacità delle ULSS di programmare e rispondere ai cittadini. A me dispiace fare questo ragionamento, ma insomma, dopo una interrogazione della cui risposta speravo di avere lumi da mesi e stamattina l'assessore se n'è andato prima di rispondermi, non posso certo pretendere che ci sia per la discussione del bilancio, ma io continuo a ragionare del Veneto in salute, perché dietro questi numeri ci sono operatori che lavorano in condizioni sempre più difficili, reparti che faticano a garantire continuità, servizi territoriali incompleti e soprattutto persone che aspettano una visita, aspettano una presa in carico, aspettano una risposta. Sul tema delle liste d'attesa in queste settimane abbiamo raccolto i dati con le colleghe
Bigon e Sambo rispetto alla suddivisione per US della situazione. Nonostante le pagelle ci dicano sempre che noi siamo bravissimi, le pagelle nazionali, quelle di Agenas, poi andiamo a vedere i dati e vediamo che oltre 36.000 sono le persone con prestazioni ferme nel cosiddetto preappuntamento. Prima avevamo il problema del galleggiamento, quindi neanche venivano inseriti nelle statistiche. Adesso abbiamo le statistiche e sappiamo che in preappuntamento ci sono più di 36.000 persone. Non sono semplicemente delle pratiche amministrative, sono persone che hanno una prescrizione ma non hanno né una data né un orario. Nella sola ULSS 8 Berica parliamo di 6.468 prestazioni sospese, sono il 17% più o meno sul totale della regione. Quando una persona chiama il CUP e si sente dire che l'agenda è chiusa, quando dopo diversi tentativi magari rinuncia, quella persona spesso sparisce anche dalle statistiche, ma il suo bisogno invece quello resta, e resta l'alternativa più ingiusta: aspettare o rinunciare alle cure oppure pagare. In questo contesto anche il rendiconto, come ha ben chiarito la Corte dei Conti nel giudizio di parifica, dice che la quasi metà delle risorse destinate al recupero delle liste d'attesa viene usata per acquistare prestazioni dal privato accreditato. Lo si diceva questa mattina, è un privato accreditato che cuba molto più di quello che ci è stato raccontato negli scorsi anni, si parlava di un 3, 4, 5%, oggi le percentuali sono molto diverse, ed è il privato convenzionato che fa ovviamente il suo, fa parte di un sistema, fa il suo lavoro. Il punto però è un altro: se diventa questa la risposta ordinaria alle carenze del pubblico, allora dobbiamo anche avere il coraggio di dirci che il servizio sanitario regionale si sta progressivamente indebolendo, e lo vedono le famiglie che sostengono una spesa sanitaria privata sempre più alta. Sappiamo che Cuba 4 miliardi, lo vedono le persone anziane che non trovano posto in case di riposo ormai divenute piccoli ospedali per la gravità con la quale si arriva ad accedervi, lo vedono i malati cronici per i quali non basta misurare il tempo della prima visita se poi per un controllo specialistico si devono attendere mesi. Lo vedono i pronti soccorso, dove oltre la metà degli accessi riguarda codici bianchi e verdi. Sono tutti dati che conosciamo. Il problema è anche questo: li conosciamo e che cosa facciamo? Non significa, per esempio, nel caso dei pronti soccorso, che le persone abusino degli ospedali, significa che spesso non trovano altrove una risposta accessibile e tempestiva. Ed è qui che arriviamo alle case della comunità. Ne abbiamo discusso questa mattina per quanto riguarda l'ULSS 8, ma rappresentano o dovrebbero rappresentare una delle riforme più importanti della sanità territoriale. Laddove i distretti sono stati asciugati, oggi le case di comunità tornano a dare un minimo di risposta. Nascono per avvicinare i servizi alle persone, ma diventano questo perché non diventano questo perché è stato completato un edificio o posata una targa o perché negli elenchi che sono stati dati in commissione risultano attive. Quante volte in quegli elenchi là noi abbiamo visto la parola attive: casa di comunità di Verona, casa di comunità di Belluno, casa di comunità di qualsiasi Arsiero, attive. Ma che cosa significa poi attive? Attiva non è appunto quando ci mettiamo la targa, ma quando una persona entra e trova risposte che dovrebbe avere, quando trova medici, infermieri, specialisti, orari certi, un punto unico di accesso realmente funzionante, qualcuno capace di orientarla. Non sappiamo struttura per struttura ad oggi, ad esempio, quali medici di medicina generale aderiranno al prestare ore nelle case di comunità, quali prestazioni specialistiche saranno effettivamente garantite, con quali professionisti, salvo quelli che poi tiriamo via dai reparti, e con quale continuità. C'era stato raccontato un modello aperto 24 ore su 24, però da quello che viene raccontato sui giornali, dalle dichiarazioni che abbiamo sentito fare all'assessore Gerosa, alla realtà ci passa un po'. Sono strutture che stanno iniziando un percorso, non sono strutture a regime, però quello che è stato detto ai cittadini è aperto H24.
Anche il numero 116-117, che dovrebbe orientare i cittadini, fatica ad essere percepito come uno strumento efficace, soprattutto in alcuni momenti della settimana quando si intasa in maniera non indifferente. Per questo continuiamo a dire che tradire le aspettative delle persone con annunci che anticipano o abbelliscono la realtà non è la strada. Gli edifici senza personale non curano, le sigle senza servizi non prendono in carico nessuno e la carenza di personale, come sottolinea la Corte dei Conti, rischia di compromettere proprio la piena attuazione delle case di comunità. Serve quindi un'operazione trasparenza, quella che stiamo cercando di fare un po' tutti, cercando di capire dentro nelle case di comunità quali sono i servizi. La Regione deve dire quali sono quelli presenti, in quali orari, con quali professionisti e con quali tempi di completamento. In Commissione non ci siamo riusciti, guardo i colleghi, ad avere informazioni un attimo più precise, per cui bisogna proprio fisicamente andare a vedere come stanno le cose. Lo stesso principio vale per il sociale. Da anni parliamo di integrazione sociosanitaria, ma nella realtà troppe famiglie continuano a essere lasciate sole davanti alla non autosufficienza. Perché parlo di queste cose oggi? Perché quando i titoli sono un Veneto in salute e sono roboanti e danno sicurezza, come quella del Veneto attraente o del Veneto che si sviluppa, il Veneto veloce, poi dietro bisogna capire però che cosa ci sta. L'accesso alle strutture, lo sappiamo, avviene spesso quando la situazione è già grave. La permanenza media nelle case di riposo è di circa 7 mesi. È un dato che ci dice quanto tardi si riesca ormai ad entrare, quando la non autosufficienza è avanzata. Sono circa 348.000 le persone in Veneto che hanno un bisogno di non autosufficienza, solo una parte vive nelle strutture e la parte principale in un altro luogo, la casa. E dentro quella casa ci sono famiglie, figli, coniugi, caregiver che sostengono ogni giorno un lavoro enorme, spesso senza formazione, senza sollievo e senza un vero accompagnamento. Le IPAB e le case di riposo nel frattempo ci chiedono in continuazione aiuto perché non riescono a far quadrare i bilanci, chiedono risorse, nuove impegnative, una riforma che attendiamo da oltre 25 anni. All'assessore, che è anche assessore all'integrazione sociosanitaria, avrei chiesto per esempio che fine hanno fatto le quasi 4.000 nuovi posti letto previsti da un accordo di programma che non abbiamo visto attuarsi. Le rette aumentano e le strutture pubbliche fanno fatica a chiudere i bilanci. Il personale spesso è in grossissima difficoltà e le famiglie utilizzano pensioni, risparmi e stipendi per sostenere i costi. Non possiamo continuare con interventi tampone, contributi introdotti e sospesi e poi introdotti per un solo anno. Questa non è programmazione e gestione dell'emergenza e la domanda resta sempre un po' quella: come vogliamo invecchiare in Veneto? Con quali servizi, con quale dignità, con quale sostegno alle famiglie? E qua sta il senso politico del rendiconto. Non basta aver rispettato gli equilibri finanziari se non si è capaci di costruire equilibri sociali. Non basta dire Veneto in salute se poi migliaia di persone aspettano una visita, non hanno un medico di riferimento, non trovano strutture di prossimità pienamente funzionanti o non possono permettersi l'accesso a una struttura residenziale. Non basta avere una buona pagella ministeriale se quella pagella non fotografa le visite di controllo, le telefonate senza risposta, le agende chiuse e la fatica quotidiana di operatori e famiglie. I dati positivi vanno riconosciuti, ma vanno letti con onestà intellettuale. La vera misura della qualità del nostro sistema non è la posizione in una classifica, è la risposta concreta che riceve una persona quando ha bisogno. Oggi questo rendiconto ci consegna anche risorse potenzialmente disponibili, per questo non possiamo limitarci a prenderne atto. 163 milioni spendibili che rimangono però, pare, fermi nella prudenza, rischiano di rimanere fermi per coprire buchi che nel quadro degli scorsi anni abbiamo più e più volte continuato a dire avrebbero incatenato il bilancio di questa regione, dalla superstrada pedemontana veneta alle Olimpiadi di Milano Cortina. Sono state scelte chiare, scelte con le quali ora fare i conti e vorremmo proprio capire di quei 163 milioni quali faranno i conti con queste scelte e quali risponderanno a un'idea vera di Veneto in salute invece. Oggi dico questo rendiconto ci consegna la necessità di una scelta politica netta.
investire nel personale sanitario e sociale, rendere davvero operative le case di comunità, rafforzare la sanità pubblica e ridurre il ricorso obbligato alla spesa privata, sostenere la non autosufficienza, le case di riposo, i caregiver, le caregiver soprattutto, costruire servizi territoriali capaci di intercettare il bisogno prima che diventi emergenza. Questa è la responsabilità che avete e che abbiamo. Oggi, guardando dunque alla sanità e sociale, alla cura che sta al centro di ogni buon governo, ancora troppo spesso affidata alla resistenza degli operatori, alla disponibilità economica delle famiglie, alla capacità delle persone di arrangiarsi, non possiamo guardare da un'altra parte o accontentarci di tenere risorse ferme per potenziali buchi costruiti negli anni. Un Veneto che vuole davvero dirsi in salute deve cominciare da qui, dalle persone che aspettano, da quelle che curano e da quelle che oggi non trovano risposta. E da loro io credo che sia necessario ripartire. Grazie consigliera. Consigliere Del Bianco, e dopo si prepari il Rocco. Grazie Presidente. Che non è Rucco. No, speriamo di no. Grazie Presidente, intervengo anche se ribadisco che è particolare intervenire di fatto sul rendiconto di bilancio in una situazione in cui non c'è l'ex Presidente della Giunta, che è oggi Presidente del Consiglio, ci sono 3/11 degli assessori che capisco non sentano come loro questo bilancio, perché loro non è inevitabilmente, però forse anche su una tematica d'aula, anche su tutte le sollecitazioni che emergeranno e che sono emerse nel corso del dibattito, ecco, credo che anche rispetto a quelle che erano le aspettative all'inizio di questa legislatura da parte dello stesso Presidente della Giunta regionale, mi pare che in qualche modo vengano già tradite e quindi diciamo che non è un segnale particolarmente positivo per quanto mi riguarda. Io farò un intervento tarato sulla questione dei Giochi Olimpici, ma cogliendo anche un po' l'invito della mia collega Caligaro che mi ha preceduto, non farò un intervento su ciò che è stato, perché sappiamo tutti che qui dentro abbiamo avuto posizioni molto diverse su quella che è stata tutta l'impostazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Mi interessa cercare di vedere però ciò che sarà di questi Giochi Olimpici. Allora, da questo punto di vista, però, devo fare due piccole precisazioni su quello che è stato detto, perché è ovvio che ci sono delle ricadute positive e vorrei ben vedere che non ci fossero per un evento che è costato 5,3 miliardi nelle stime meno pesanti. È altrettanto chiaro che queste stime e che queste valutazioni, questi impatti positivi ancora non li stiamo vedendo, perché i dati addirittura turistici sulla conca dell'Ampezzano e in particolar modo quelli di Cortina dicono una cosa: i primi 3 mesi del 2026, quindi esattamente quelli in cui ci sono state le Olimpiadi, le presenze turistiche sono diminuite del 5% rispetto all'anno precedente. Ora, non è chiaramente questo l'unico indicatore con cui valuteremo l'eredità olimpica. Certo è che non è un punto di partenza particolarmente positivo. Vero è che c'è tutta l'estate davanti e speriamo che la vetrina internazionale abbia un suo significato. Stiamo parlando di un evento su cui abbiamo investito 5,3 miliardi. Così come è anche da dire che le varianti già realizzate che sono state menzionate prima, attenzione, perché sono varianti già realizzate che nulla c'entrano con i Giochi Olimpici, nel senso che le varianti già realizzate erano quelle finanziate per i mondiali di Cortina del 2021, non quelle per le Olimpiadi, perché quelle per le Olimpiadi non abbiamo visto ancora nemmeno un mattone, perché di questo stiamo parlando. Allora, siccome è opportuno guardare al futuro, però guardiamo anche di fare una certa chiarezza rispetto al passato, perché ad oggi non c'è nessuna prospettiva, per esempio, su una delle due varianti, come diceva il collega Galeano prima. Ci sono i soldi per la variante di Longarone e da vedere che basteranno, perché siamo in una fase ancora alla fine della fase progettuale e sappiamo bene in questi anni come evolvono i costi durante l'esecuzione dei lavori e c'è un grande punto di domanda su chi metterà i soldi aggiuntivi che sicuramente serviranno per completare quella variante quando partiranno i lavori, e soprattutto non c'è un euro sulla variante di Cortina. Quindi questo è il dato
da cui partiamo. La questione è anche vedere però le ricadute a bilancio di quello che è questo evento. Allora, in molti hanno già detto, e credo sia utile sottolinearlo, e ovviamente anche la Corte dei Conti l'ha sottolineato molto meglio di noi. La Regione ha questi circa 150 milioni accantonati per pagare un possibile debito che all'anno scorso cubava già 176 milioni solo della Fondazione Milano Cortina e che per detta dello stesso estensore della nostra relazione che abbiamo tutti a disposizione della Corte dei Conti, in una nota stampa si legge che dal bilancio della Fondazione Milano Cortina risulta che c'è 1 miliardo di debiti. La Fondazione chiuderà il 31 dicembre e gli oneri che saranno insoddisfatti finiranno sui bilanci delle 2 regioni e in parte sugli enti locali. Quindi abbiamo questa grande spada di Damocle che non sappiamo quanto cuberà alla fine. Diciamo che ci sono queste ipotesi non certo positive che ci portano addirittura a ipotizzare che ci sarà 1 miliardo di debiti solo della Fondazione Milano Cortina. E quindi la prima domanda che noi tutti dovremmo farci qui dentro è: come verranno ridistribuiti questi debiti? Perché il tema è in che percentuale la Regione e gli altri enti locali coinvolti dovranno contribuire a pagare questi debiti. Perché è evidente che i debiti della Fondazione Milano Cortina saranno ripagati dai soci della Fondazione Milano Cortina. E questa è una grande questione su cui io penso che il Consiglio regionale debba chiedere una certa chiarezza alla Giunta, perché non possiamo stare al buio fino al prossimo anno su questa questione e non sapere con un aggiornamento costante quale sarà l'importo che dovrà pagare la Regione, ma anche per trasparenza agli altri enti. Penso in primis per esempio al Comune di Cortina stesso, che si troverà evidentemente a dover pagare una cifra particolarmente importante e a quanto risulta non sappiamo se ha fondi accantonati su questo. L'altra questione che ci tengo a sottolineare, perché è emersa molto chiaramente anche dalla relazione della Corte dei Conti, e qui devo dissentire con quanto è stato detto in precedenza, è che non c'è nessunissima chiarezza sulla governance e sulla gestione delle opere olimpiche, intese come le opere sportive realizzate per i giochi. E questo lo dice la Corte dei Conti, e lo dice, secondo me, in maniera estremamente preoccupante per chi aveva fatto, come me, ma come altri qui dentro, una battaglia perché non venissero utilizzate specifiche risorse già in dotazione degli enti locali per pagare quelle opere. Perché? Che cosa dice la Corte dei Conti? E vado a leggere testualmente. Con riferimento all'intervento di riqualificazione della pista da bob Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo, seppur per lo stesso non siano previsti oneri a carico del bilancio regionale, va rilevato che gli oneri di gestione successivi all'evento olimpico, anche in ragione della loro aleatorietà, potrebbero finire per gravare sui bilanci degli enti pubblici a vario titolo coinvolti nell'obiettivo di lasciare un'eredità alle generazioni future. Questo dice la Corte dei Conti, che poi aggiunge: si rammenta al riguardo che al 29 marzo 2019 è stata approvata dalla Regione, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Cortina D'Ampezzo, una lettera di intenti per la collaborazione nella gestione post-olimpica dell'impianto che al medesimo fine nel 2024 è stato approvato fra Regione, Comune di Cortina, Provincia di Belluno, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Fondazione, eccetera, eccetera. Sostanzialmente dice la Corte dei Conti: attenzione, perché non c'è nessuna certezza su come saranno gestite le opere, in particolar modo la pista da bob nel futuro. E però vi ricordo che c'è un accordo, vi ricordo a voi Regione, che c'è un accordo che avete già firmato e che avete approvato in Giunta nel 2019 e nel 2024. Che cosa dice quell'accordo? Quell'accordo dice in sostanza che i soldi per la gestione degli impianti olimpici sarebbero stati trovati sul Fondo Comuni Confinanti. E allora il fatto che lo dica la Corte dei Conti alla Regione del Veneto a me preoccupa parecchio, perché su questa ipotesi c'è stato il netto parere contrario di tutti i sindaci dei comuni confinanti. E su questa ipotesi era stata la Regione stessa nella precedente legislatura a venire in provincia di Belluno, e mi ricordo che c'era anche la provincia, a dire che
si erano sbagliati ad approvare in giunta quel protocollo e che sarebbero tornati indietro. Ora però questa ipotesi riemerge chiaramente, perché riemerge direttamente nella Corte dei Conti, che ti dice: cara Regione, su questo non c'è chiarezza, ti ricordo che hai votato quella cosa lì. E quindi su questo un grande monito io lo lancio, perché se torniamo a quel livello allora vuol dire che evidentemente ci siamo persi qualche passaggio importante, e dispiace che non ci sia qui oggi in aula l'assessore Bond, che peraltro è anche presidente del Fondo Comuni Confinanti, e quando all'epoca, non assessore, aveva scoperto dai giornali che la Regione aveva fatto una delibera di giunta che impegnava i fondi comuni confinanti, si era detto stupito della decisione. Oggi la Corte dei Conti di fatto va a confermare questo elemento, e quindi a me questa sembra una questione su cui serve fare un grande chiarimento, e io mi aspetto che entro la fine di questa discussione qualcuno della Giunta possa rassicurarmi sul fatto, e che resti quantomeno a verbale, sul fatto che quella lettera di intenti e quella delibera di Giunta regionale del maggio 2024 sia davvero superata, non superata per finta l'anno scorso e poi adesso, quando finiranno i soldi per la gestione della pista, si tornerà su questa ipotesi, perché questa è un'altra questione. Quando finiranno i soldi sulla gestione della pista? È abbastanza evidente. Finiranno nel 2027, quando finirà l'effetto di una delibera di giunta regionale che mette 500.000 euro all'anno in spesa corrente e in fondi investimenti, quindi un totale di 1 milione all'anno per 3 anni, sulla pista. E questo c'è, perché l'abbiamo visto anche in commissione sesta, chiesto all'assessore Ruzza se si voleva continuare sul finanziamento di questa opera, è stato detto che ancora non si sa. E allora tutti questi studi che sono stati fatti, mi dispiace, ma evidentemente sono tutti superati, nessuno ha un'idea economica di come verranno gestiti questi impianti. Allora su questo forse un minimo di chiarezza, se non al Consiglio, mi viene da dire, datela alla Corte dei Conti, che di fatto lo chiede. L'altra e ultima questione che ricordo e rilancio, e che la Corte dei Conti tocca, e non poco, nella questione e nella relazione che abbiamo agli atti, è riguardo al ruolo di Simico. Ovviamente dice che per quanto concerne la competenza della Regione, solo parte delle opere chiaramente ricadono in questa competenza mista tra Simico e Regione, ma c'è un problema che secondo me è più ampio e che è di natura politica, visto anche quello che è successo sulla cabinovia di Socrepes. Abbiamo tutti, e in particolar modo la maggioranza, e in particolar modo il Presidente della Giunta, reclamato autonomia in quest'Aula. In questo momento ci troviamo Simico, che ricordo essere di fatto l'ente, il braccio armato dello Stato per la realizzazione delle opere olimpiche, delle opere infrastrutturali, ci troviamo Simico prorogata fino al 2033. Per finire esattamente la realizzazione delle opere olimpiche, in particolare, per quanto riguarda il Veneto, la questione della variante di Longarone. E ce la troviamo fino al 2033 in uno stato di commissariamento, nel senso che Simico ha un commissario che ha poteri straordinari per procedere. Allora io dico che se davvero qui vogliamo recriminare autonomia, benissimo. Allora se l'idea, in particolar modo del consigliere Calzavara, che vedo che su questo commenta, è quella di dire noi reclamiamo talmente tanta autonomia che poi pretendiamo che sia lo Stato che commissari in opera e che commissari assolutamente la realizzazione delle opere senza coinvolgere in questo nemmeno gli enti interessati, allora abbiamo dei problemi, perché non è questa un'idea di autonomia vera. Io penso che a maggior ragione, se l'opera deve proseguire fino al 2033, se Simico deve proseguire fino al 2033, un'operazione di buon senso sarebbe che in virtù anche della propria autonomia decisionale, la Regione chieda allo Stato la fine della commissariamento di Simico e di procedere in natura ordinaria con la realizzazione delle opere, coinvolgendo esattamente i territori, le comunità, anche nelle varianti di progetto, che ci saranno sicuramente. Allora, io credo che queste tre questioni siano fondamentali se si vuole davvero affrontare il tema olimpico, e ripeto, non guardando al passato, ma guardando al futuro. Quindi, riassumendo, estrema trasparenza sui conti della Fondazione Milano Cortina, che è quella che ha realizzato i giochi e che pare abbia in prospettiva il debito di 1 miliardo. Una chiarezza da parte della Giunta regionale su quelle che saranno le modalità di gestione
post-olimpiche delle strutture sportive realizzate con le Olimpiadi, con particolare riferimento alla pista da bob e con particolare riferimento al non utilizzo dei fondi di confine sulla stessa e al futuro della delibera di giunta della stessa giunta regionale che dice che investe su quella struttura 1 milione di euro all'anno. Terzo punto, evidentemente una richiesta forte, davvero autonoma a Roma, della fine del commissariamento di Simico e della procedura ordinaria per la realizzazione delle opere. Solo così, secondo me, potremmo dare un senso al proseguimento vero dell'eredità olimpica. Se noi non chiediamo queste 3 questioni di trasparenza, è evidente che della legacy olimpica non ce ne frega assolutamente niente. E per questo, e chiudo Presidente, intendo depositare un ordine del giorno collegato di fatto al rendiconto che tratta esattamente queste questioni e che chiede esattamente questi 3 impegni alla Giunta regionale. Grazie, si avvicini ai banchi così deposita. La parola al consigliere Rocco. Prego. Grazie Presidente. Sì, anch'io trovo, significativa la mancanza del Presidente, l'assenza del Presidente della Giunta regionale. Però in parte lo capisco, nel senso che evidentemente... Mi scuso, ne approfitto, è una mancanza mia. Mi è stato comunicato poco fa che il Presidente questa mattina aveva depositato la domanda, la richiesta di congedo, sì. Congedo che poi ha fatto il giro degli uffici, è arrivato tardivamente e non è stato avvisato dell'assenza, e quindi è in congedo, vabbè. È assente ma è in congedo, volevo comunicare il congedo io, non la giustificazione allora io dell'assenza. faccio tutto con un periodo ipotetico, nel senso che mi chiedo se ci fosse stato un cambio di colore, cioè se questo bilancio fosse il bilancio di un'amministrazione di altro colore politico, oggi il Presidente sarebbe venuto in aula, fermo restando che è congedo, quindi avrà tutto il diritto di essere da un'altra parte, ma secondo me sarebbe venuto in aula a contestare quello che trova dalla precedente amministrazione. E dico contestare quello che trova non tanto perché ritengo che qui ci siano delle cose vergognose o delle cose di cui vergognarsi, ma perché io penso che la politica vada fatta cercando di dire la verità ai cittadini. Noi abbiamo un risultato di amministrazione che prevede un avanzo derivante, come abbiamo sentito, sostanzialmente da operazioni finanziarie con lo Stato. Dall'altra parte però abbiamo degli accantonamenti e questi accantonamenti che vedono dei fondi bloccati derivano principalmente da Olimpiadi e dalla Pedemontana. Ora, quando io dico mi aspetto che venga detta la verità ai cittadini, lo dico perché ritengo che sia ora che la politica cerchi di essere trasparente e spiegare le proprie scelte. Allora, dire che le Olimpiadi sarebbero state a costo zero è un errore da 2 punti di vista. Uno, perché materialmente non è possibile che le Olimpiadi possano essere a costo zero, in generale non esistono pasti gratis, diceva qualcuno. Dall'altra parte, perché se io ritengo che una cosa abbia valore, sono anche disposto a finanziarla. Se io ritengo che, e in parte per esempio lo ritengo, che i Giochi Olimpici siano stati un valore aggiunto per il nostro territorio, devo avere anche il coraggio di andare a spiegare in cosa consiste questo valore aggiunto e da dove prendo le risorse per dare spessore a questo valore aggiunto. Allora, ci sono evidentemente delle opere che sono delle opere incompiute e noi ci auguriamo che queste opere vengano realizzate. Probabilmente questo, l'accordo che prevedeva la pista da bob era un accordo non a grande valore aggiunto per il Veneto, poi il Presidente Zaia ha sempre detto che era necessario fare la pista da bob, però diciamoci probabilmente costi-benefici della pista da bob non è stato un grandissimo affare per la nostra regione, però complessivamente penso che gli amministratori debbano andare dai cittadini a dire noi riteniamo che aver messo queste risorse porterà un valore aggiunto per la regione Veneto e lo stesso vale per la superstrada pedemontana. Io ritengo che la superstrada pedemontana sia un valore aggiunto per la regione Veneto perché collega dei distretti, perché mette in relazione delle aree
che altrimenti andrebbero a richiedere l'utilizzo di altre infrastrutture, però la superstrada pedemontana ha avuto dei costi. Il contratto è stato fatto al 100% come andava fatto? Non lo so, probabilmente c'era la fretta di arrivare a chiudere quel tipo di contratto, che qualche perplessità però la desta, perché oggi noi vediamo che sostanzialmente l'inflazione e le manutenzioni sono a carico della Regione Veneto. Quindi io, che non sono un barricadero, dico ai cittadini: utilizzate la superstrada pedemontana, perché ritengo che sia utile utilizzarla, ma anche perché mi era stato detto che con l'aumento dei flussi di traffico noi saremmo andati in parte a ridurre il nostro onere nei confronti del concessionario. E invece oggi vengo a sapere che non basta aumentare i flussi di traffico, perché comunque le manutenzioni e i costi dell'inflazione gravano sostanzialmente sul pubblico. Allora, questo, dal mio punto di vista, porta al fatto che noi oggi dobbiamo cercare di dire la verità ai cittadini. Noi oggi ci troviamo con degli accantonamenti e ci troviamo con un bilancio che, da un punto di vista della capacità di provare a rispondere ai nuovi bisogni del Veneto, è un bilancio sostanzialmente povero. Allora, iniziamo a fare politica raccontando la verità ai cittadini. Quindi la verità ai cittadini è che noi oggi abbiamo delle partite che possiamo tranquillamente definire come investimenti, rispetto alle quali abbiamo accantonato delle risorse. Dovremmo andare a fare un'analisi di quali saranno i benefici, e lo dice una persona che ritiene che la superstrada pedemontana e che le Olimpiadi in sé siano delle partite a valore aggiunto per il Veneto. Cioè, io penso che le Olimpiadi sia stato meglio farle che non farle, ma oggi ci mettiamo, come dire, con il foglio di carta a dire la verità di ciò che è stato il valore aggiunto portato, quello che ci aspettiamo e quello che ancora oggi noi dovremmo andare a pagare. E apro il secondo ragionamento, perché se da una parte questo è il rendiconto, mi chiedo se, come Giunta e come maggioranza, riteniate che le attuali risorse libere, sulle quali la Giunta può esprimere la sua visione del futuro del Veneto, siano sufficienti a dare le risposte ai bisogni che tutti i giorni noi leggiamo essere i bisogni del Veneto, che era locomotiva e che oggi, per una serie di motivazioni, locomotiva non è più. Cioè, noi abbiamo ereditato 20 anni fa un Veneto che correva, che aveva un PIL più alto rispetto alle altre regioni, che era sostanzialmente attrattivo, in cui i giovani non andavano via, ma anzi venivano a studiare nella nostra regione. E oggi invece ci troviamo una regione che esporta talenti, non li importa ma li esporta. Ci troviamo una regione che vede delle aziende importanti che fanno fatica a fare i passaggi generazionali, che non fanno investimenti. L'abbiamo visto, il tasso di indebitamento delle aziende è molto basso, e questa non è una buona notizia, perché aziende che non si indebitano vuol dire che sono aziende che non hanno fiducia nel futuro. E rispetto a tutto questo riteniamo che le attuali risorse, che sono le risorse libere che la Giunta può impiegare, basteranno a dare risposte alle problematiche di cui parliamo tutti i giorni. E quindi mi aspetto un dibattito che sia sugli strumenti di finanza, che sia addizionale IRPEF, che sia un IRPEF di scopo. Riteniamo che questi accantonamenti, siccome riteniamo che la superstrada pedemontana e riteniamo che le Olimpiadi siano state un valore aggiunto, coinvolgo i cittadini e dico: cari cittadini, su un budget, come dire, di obiettivo, su 180 milioni di euro, mettiamo un IRPEF di scopo, perché riteniamo che queste opere abbiano portato un valore aggiunto per la Regione. Viceversa, se voi ci dite che non volete alzare l'addizionale regionale IRPEF, ci state dicendo sostanzialmente che volete tenere i conti così come sono, e quindi dal mio punto di vista sostanzialmente stiamo decidendo che questo Consiglio regionale può andare a casa per i prossimi 5 anni, perché non avrà alcuna capacità di impattare veramente su numeri che siano significativi sulle sfide che questa Regione deve affrontare. Grazie consigliere, la parola al consigliere Flavio Baldan. Grazie Presidente. Allora, io comincio una battuta che avevo fatto, ma riguardo ai numeri della Regione Veneto, ai numeri di bilancio della Regione Veneto, e poi è stato il giudizio della Corte dei Conti. I numeri si contano, ma si possono anche pesare, e allora io cerco di dare un significato più nel peso di questi numeri rispetto a quelli che effettivamente sono stati esposti
e tutti abbiamo visto da questo punto di vista qua. Il punto è questo. La Regione Veneto è una regione importante di questo Paese, fa il 10% del PIL nazionale, quindi è significativamente molto rilevante. E devo essere sincero, i numeri che ha esposto l'assessore al bilancio, poi il Presidente della Commissione Bilancio, danno di fondo un Veneto in salute, se non altro nella capacità di ripagare i suoi debiti, in parte, e nell'avere un avanzo di cassa di 1 miliardo di liquidità, di 1,6 miliardi, che comunque consente di far fronte alle necessità almeno di pagamenti anche urgenti, eccetera. Però c'è un però. Quando sono stati esposti i numeri, a fronte di quell'avanzo avanzo di amministrazione di 2 miliardi circa che prima è stato annunciato e che è arrivato a fronte di 2 questioni tecniche che sono quelle del DANC e del FAL, che hanno consentito di togliere degli accantonamenti obbligatori e di poi procrastinarli in quota parte nel tempo, quindi liberando di fatto alcuni vincoli di bilancio. A fronte di 2 miliardi di avanzo amministrativo e l'utile si comprime, adesso capiremo 180, 160, 150, vedremo quant'è l'utile diciamo corrente, per effetto di circa, come è stato detto prima, accantonamenti per 1.350 milioni. E guardate bene, quando io ho visto i numeri, la prima cosa che ho dato un'occhiata sono state proprio la corposità di questi accantonamenti, perché vedete, accantonare non è brutta cosa, ci mancherebbe, vuol dire anche virtuosità finanziaria sotto alcuni punti di vista. Occorre capire per cosa si va a accantonare però da questo punto di vista qua. E allora quando chiesi ai dirigenti che erano lì a spiegare qual era l'entità diciamo precisa di questi accantonamenti, al di là della parte sanitaria eccetera, c'era un lungo elenco, uno sfizio di accantonamenti vari, tralascio il discorso dei debiti fuori bilancio che comunque sono coperti anche questi, anche se di entità marginale, e arrivavamo agli ultimi 2 capitoli di questi accantonamenti. Uno riguardava le Olimpiadi Milano-Cortina e l'altro riguardava la superstrada Pedemontana Veneta. E io mi permetto in questa sede che sono 2 accantonamenti un po' differenti da questo punto di vista, sui quali però un giudizio complessivo, un'idea complessiva c'è. Manca di fatto una trasparenza su questi 2 accantonamenti qua, su quali sono i costi attuali e quali sono le implicazioni future. Allora, partendo dalle Olimpiadi Milano-Cortina, al di là di soffermarmi sulle opere, eccetera, che sono state dette poi anche dai consiglieri precedenti, l'operazione trasparenza imporrebbe che, e la Corte dei Conti l'ha evidenziato, che fosse stato detto da Regione Veneto il famoso approvato ad aprile Lifetime Budget G+1 di Mico, perché da lì avremmo potuto anche capire qualche impatto ulteriore, perché questo avrebbe anche consentito probabilmente che gli accantonamenti fossero anche più leggeri, e invece noi di questo dato della Fondazione Milano Cortina in questo momento non ne siamo in possesso e Regione Veneto non ce l'ha fornito. Siccome sappiamo che però abbiamo anche l'esempio delle Olimpiadi di Torino, e liquidare la società, lasciamo stare per un momento la parte infrastrutture che fa riferimento alla nazionale, la fondazione delle Olimpiadi di Torino non è ancora stata liquidata,
a distanza di tanti anni, io mi domando come saranno i tempi per la nostra regione e quanti accantonamenti da quel punto di vista dovremo ancora in qualche modo mettere a bilancio, perché di fatto numeri precisi più o meno da questo punto di vista non ne abbiamo. Se però le Olimpiadi si sono concluse, e quindi auspichiamo, se i tempi sono confermati, dovrebbe essere una parte, diciamo, di spesa che dovrebbe avere un tempo ben definito, e tutt'altro regime prende la questione della superstrada pedemontana veneta, perché la superstrada pedemontana veneta necessita di altri 38-39 anni e lì questo problema si pone. Noi l'abbiamo chiesto più volte, quello di un consiglio straordinario. Io credo, ma lo dico proprio dal lato della disponibilità, che una soluzione sui conti di superstrada pedemontana veneta, visti gli oneri finanziari che gravano su questo tipo di struttura finanziaria, oneri pesantissimi, vada trovata. Allora, non è notizia di oggi che la maggioranza si sta predisponendo, diciamo, come soluzione quella verso la possibilità di inglobare la superstrada pedemontana veneta nella concessione Brescia-Padova oppure nell'autostrada dell'Alto Adriatico o con CAV, eccetera. Questa è una soluzione che la maggioranza sta percorrendo, ma di fatto credo che sia una soluzione molto complicata, perché vedete, oltre alle questioni europee, c'è di mezzo anche una società, è la società che gestisce il concessionario, diciamo, la società SACIR spagnola, che poi fa riferimento alla capogruppo che si occupa di carburanti, che è la DISA Corporation Petrolifera, e che credo non sarà ben felice di rinegoziare questo contratto, visto che di fatto percepisce almeno 140-150 milioni l'anno di canone da questo punto di vista, e quindi io credo che sarà molto complicato trovare una soluzione. Però, siccome nel mercato e attualizzando esistono delle altre possibilità, io mi auguro che vengano anche analizzate da questo punto di vista, perché è innegabile che non possiamo continuare a mettere soldi in una struttura che è inutile che ci giriamo intorno. Finanziariamente, per quanto in Italia oggettivamente il ricorso al capitale privato e il project financing non sia eccessivo ed è giusto, ma giusto nei termini corretti, è una struttura finanziaria che non può altro che aumentare gli accantonamenti e i costi a carico di questa regione, e un'operazione da questo punto di vista va fatto. Tra parentesi, poi ricordo sotto questo profilo che a questo si lega, perché giustamente prima si chiedeva anche il fatto di partire da questo, finalmente, da questo utile di bilancio che dopo tanti anni avviene in questa regione, quindi un buon segnale anche sotto questo profilo, è per cercare di trovare una visione e non ripetere gli errori del passato. D'altronde, lo diceva anche un ex ministro leghista qualche tempo fa in un suo post, e per fare le opere pubbliche due sono le modalità: o hai i soldi o li vai a chiedere al mercato. Non è che ce ne sono tante a disposizione da questo punto di vista. Se li vai a chiedere al mercato, però li devi avere con una struttura che sia sostenibile. Quella di superstrada pedemontana veneta, e lascio stare il discorso dei flussi che ormai era stimato, delle stimature, ma lo possiamo anche allargare in ambito europeo. Eurotunnel ha avuto più o meno la stessa situazione, impostazione, ed è fallito miseramente.
Il problema che mi pongo è perché nonostante ci sia Superstrada Pedemontana Veneta non abbiamo ancora risolto niente, abbiamo questo accantonamento in essere che rischia di avvolgersi su se stesso e diventare sempre più ampio, spunta fuori anche la via del mare, sempre con lo stesso concessionario, sempre con lo stesso modello, e allora qua uno si pone delle domande e dice scusate, allora, siamo una regione virtuosa, vogliamo fare le opere, vogliamo gestirle noi, eccetera, cerchiamo di far tesoro degli errori del passato, perché se no non se ne esce più da questo punto di vista qua. E allora il punto, e vado a chiudere che mi pongo, è che accantonare è stato sicuramente importante e ha dimostrato da questo punto di vista che Regione Veneto comunque ha della prudenza nella gestione dal lato diciamo gestionale dei flussi finanziari eccetera, e però impedisce di avere per il futuro, in parte con l'utile, con l'avanzo di bilancio a spesa corrente, ma anche poi in qualche modo avendo una visione per i prossimi anni. Io lo citavo prima, guardate che noi a settembre, quando andremo a ridisegnare i conti e ad approvare il nuovo documento di finanza regionale, troveremo una situazione complessa e estremamente peggiorata, su cui noi dovremo sì far fronte con iniezioni importanti dal lato della liquidità e dal lato probabilmente dell'indebitamento, perché, e lo dico anche guardando, ero qualche settimana fa, quando sono state presentate le statistiche della Regione Veneto, statistiche del 2026, 25 e in parte 26, e lo sottolineavamo prima, il PIL Veneto cresce, nella migliore delle ipotesi, cresce in linea col PIL nazionale, cioè stiamo parlando di 1,06. Nella peggiore delle ipotesi siamo anche un decimale in meno. È evidente che da questo lato qui è qualcosa dalla forza produttiva del Veneto del passato manca e noi saremo chiamati in qualche modo a intervenire, perché così la situazione rischia in qualche modo di dare ulteriori peggioramenti. E guardate che da quei numeri di bilancio, siccome io un po' ripetiamo tutte le stesse cose, ma sembra che il Veneto, al di là del consumo di suolo che ha mantenuto in vita in modo eccezionale l'economia in questi anni, in queste decine d'anni, è stato il mantra che ha in qualche modo fatto coltivare e fatto continuare il mito del nord-est. L'altro mito che viene fuori nella regione Veneto è quello del turismo. E io qua non riesco a capire perché, sempre da questi numeri statistici, noi abbiamo avuto 72 milioni di presenze in questa regione. Record assoluto. Abbiamo avuto una crescita soprattutto dal lato delle località di montagna e del lato del lago piuttosto che dal mare, ma al di là una presenza turistica straniera importante, il punto qual è? È che il PIL è fermo lì. Cioè tutto il valore aggiunto del turismo non c'è, di fatto non c'è, perché ha moltiplicatore praticamente bassissimo. Quindi ostinarsi a continuare in qualche modo a seguire o voler proseguire dal lato turistico, dell'offerta turistica, dello sport, anche lo stesso veicolo Olimpiadi, e si è sempre parlato, io ho visto, basta prendere l'analisi di qualche banca, si è sempre parlato dal lato dei ricavi di un certo tipo, importanti, ma che poi al lato pratico, quando vai al lato numerario del beneficio di per sé, e lo dice il PIL, non è che abbiamo portato questo grande vantaggio alla nostra regione da questo punto di vista qui. E quindi io credo che sia utile in questo avanzo di bilancio, ma anche possibilmente
in spese diciamo, che dobbiamo affrontare in futuro, che dobbiamo in qualche modo rendere diciamo, a più tempo, sia utile che noi ci concentriamo anche su altri settori a valore aggiunto, perché di per sé sono quelli che poi fanno crescere la nostra regione. Perché se noi continuiamo, al di là delle questioni sociali, certamente di politica sociale, certamente della sanità, tra l'altro in un bilancio come il nostro, credo lo sia in gran parte anche per tutte le regioni, che al 75%, 80% è fatto di spesa vincolata, credo che difficilmente poi riusciremo ad avere un effetto moltiplicatore importante. È chiaro che l'utile di bilancio ed è positivo da questo lato qui, può servire dal lato corrente a risolvere alcune criticità che ci sono nel breve, poi gli investimenti pluriennali e una visione di un certo tipo invece può consentire di avere quell'effetto rotativo moltiplicatore che la nostra regione ormai ha perso da tanto tempo e che deve, secondo me, per le qualità che ha e per le imprese che ha, per il tessuto produttivo che ha, deve in qualche modo andare a recuperare. E allora da questo lato qui mi capirete che anche questi accantonamenti che non trovano risoluzione, perché noi stiamo tendenzialmente accantonando adesso di fronte a situazioni che sono comunque incerte, di cui noi non sappiamo né la fine né come si concluderanno, dovremmo avere delle certezze per quantificare, fare uno sforzo e poi capire su cosa effettivamente anche a livello diciamo, di proiezione noi possiamo contare in questa regione e quindi su questo io mi auguro insomma, che soprattutto su Superstrada Pedemontana Veneta nell'augurio dei veneti ovviamente dal lato, perché qui stiamo ragionando solo nel lato finanziario, si trovi al più presto una soluzione nel mettere a posto quel contratto finanziario che come avrete intuito tutto e adesso stiamo vedendo solo degli effetti parziali ma in proiezione i numeri diventano estremamente più corposi e significativi, mi auguro ci sia la volontà all'interno di questo Consiglio, anche facendo un'opera diciamo, di mea culpa, perché può succedere, fra virgolette, è un errore gravissimo, ma voglio dire siamo uomini e donne, quindi possiamo anche aver sbagliato il rapporto finanziario da questo punto di vista, ma va detto che era sbagliato. Quel contratto che è stato fatto lì ha messo un cappio ai conti della Regione Veneto e questo cappio sta pesando enormemente all'interno di questa Regione, non da adesso, da anni precedenti, poi c'è stato tutto un insieme, ovviamente possiamo avere qualche scusante del Covid eccetera, ma ovviamente è un'opera che finanziariamente è stata concepita male, ma non solo. E mi auguro, ripeto, lo ribadisco perché per me sarà una questione principale, non vorrei si proseguisse su altre opere di Regione Veneto che sono necessarie, si proseguisse su quel modello lì perché evidentemente si potrebbe anche supporre che non sia stato un errore, sia evidentemente la mancanza di conoscenza di qualcosa, della specificità, di conoscere specificatamente come vanno gestite certe cose. Un'ultima considerazione, poi la faccio sull'aspetto fiscale. Allora, le risorse dal lato fiscale, come sapete, Regione Veneto, due sono le possibilità che viene concesso a livello regionale per le entrate fiscali. O noi abbiamo un aumento dell'addizionale IRPEF o si agisce dal lato delle imposte automobilistiche, che è l'altra fonte di entrata diciamo del bilancio regionale. Ecco, però sarebbe il caso, ovviamente sono possibili entrambi e possono anche essere utilizzati, se non altro poi diciamo dal lato operativo, però sarebbe il caso di fare un'operazione di verità,
credo che sia di trasparenza, di correttezza nei confronti dei cittadini veneti, che prima di accumulare risorse dobbiamo capire come vengano spese e come sono spese le risorse disponibili, perché recuperare le risorse, e lo possiamo anche fare per carità, ma se poi i criteri di spesa sono questi e sprechiamo centinaia di migliaia di euro in situazioni che potrebbero essere evitate, io credo che chiedere ulteriore tassazione ai cittadini veneti risulti un po' più complicato. Si può fare, lo possiamo anche fare come uno sforzo di emergenza anche in una situazione, in un contesto, in uno scenario difficile, perché nessuno di noi si aspettava che arrivassimo a questo mese di luglio in una situazione estremamente critica, e lo dico soprattutto dal lato energetico e dei carburanti, dove mi pare che in questo momento la Regione Veneto non abbia preso nessuna posizione, e invece ci sarà da ragionare su questo. Potrebbe essere necessario in qualche modo alzare la tassazione, però ovviamente, ripeto, prima di chiedere nuovi sforzi ai cittadini veneti, che possono anche essere in qualche modo, ci possono anche in qualche modo dare sostegno da questo punto di vista politico sulle scelte fatte, sarebbe opportuno che chiarissimo quali sono i criteri di spesa di questa regione, soprattutto su quella sfilza di accantonamenti e su quegli 2 accantonamenti finali che pesano alla data attuale per oltre 200 milioni di euro, che sono quasi il 15% degli accantonamenti totali. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Sciuschi, prego. Grazie Presidente, signori consiglieri. Analizzando il rendiconto, perché di questo si tratta, la certificazione sembrerebbe dare uno stato, parlando in modo medico, di buona salute del bilancio regionale. Sono stati fatti dei miglioramenti, abbiamo in maniera consistente, discretamente consistente, un avanzo di amministrazione che non c'era da tanti anni, di 180 milioni, che peraltro devono essere detratti dal solito pizzo centralista e ridotti a 160 milioni. Però c'è un'analisi da fare, perché certificano il risultato di un'amministrazione precedente e quindi fotografano quello che si è anche fatto come ultimo anno, ma anche come corona di procedimenti e decisioni prese prima. Parliamoci chiaro, come è stato ricordato, 75-80% del bilancio è sanità. Allora che sanità abbiamo? Non vado nel dettaglio, ma lo dico anche da operatore, che benché si faccia un rapporto con altre realtà sanitarie regionali, e quindi il nostro sia un livello più che soddisfacente ancora, è evidente che c'è un peggioramento di quella che è l'assistenza globalmente erogata. Non parliamo delle mancanze dei medici di medicina generale, che saranno comunque affrontate negativamente purtroppo nel breve periodo, perché non c'è stata nel tempo passato un investimento di borse di studio, adesso si passa a certificazioni per specializzazioni, che diventerà questo, ma prima che diano un effetto ce ne vorrà di tempo, e quindi avremo le case di comunità che avranno delle difficoltà a dare quella risposta territoriale che i cittadini si aspettano. Negli ospedali c'è un'evidente mancanza di personale complessiva, certificata da tutte le relazioni che abbiamo visto. Il ricorso al privato è un tappare il buso, insomma, questo dal punto di vista è evidente per tutti, anche se siamo in un contesto in cui non ci sono solamente ovviamente responsabilità a livello regionale, perché il problema di finanza globale derivata come questa è sicuramente limitativo. Le problematiche del sociale, le RSA sono state citate, le ricito anch'io perché è un problema estremamente importante, le impegnative di cura che mancano in una società in cui c'è un aumento della popolazione anziana con problematiche collegate, con anche una distribuzione diversa di quella che era l'assistenza familiare una volta, tanto è vero che dobbiamo ricorrere a una istituzionalizzazione del caregiver che ha problematiche a 360 gradi. Parliamo del consumo del territorio, i dati statistici dicono quello che è stato, ed è un problema che quanto riguarda la possibilità di tutela del territorio, il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, di difesa di fronte a tutto
quello è che il cambiamento, chiariamolo, che stiamo affrontando nel Veneto pesano enormemente. Ricordo le problematiche dei PFAS che secondo me sono state affrontate non in maniera concretamente completa e che si stanno allargando anche per la presenza nella catena alimentare, che è un altro problema ovviamente importante. Poi i nodi infrastrutturali che rimangono aperti, la Romea, la statale del Santo, l'ultimazione della strada regionale 10, per quanto sia avviata, però dal punto di vista economico, e poi entriamo nel giudizio, in questa analisi dell'avanzo chiaramente pesano, quello che è stato ricordato, i 200 milioni Pedemontana e Olimpiadi. Io rammento di aver visto trionfalmente dire che ci sarà una ricaduta di 5 miliardi sul territorio. Speriamo che non mi faccia male se cade di testa qualcosa, insomma, che dal punto di vista non sapere e sentire la Corte dei Conti che dice che l'ipotesi sia del debito miliardario, dovrebbe far tremare i polsi, perché quant'è che ricade su noi e impedisce fare interventi più mirati che possano anche essere di rilancio dell'economia. Per il momento anche la ricaduta che vedo sulla montagna, sentendo e confrontandomi con qualche amministratore, con qualche conoscente, insomma io sono un frequentatore della montagna per hobby, non sono così positive. Abbiamo l'incalcamento, posso dirlo incalcamento o devo parlare in italiano solo? No, posso dirlo incalcamento, vero? Overtourism, tanto per essere chiari, e quindi questo è un problema che viene affrontato e dovremmo anche parlarne, credo, in futuro di come viene affrontato. Per il momento è questo, gli interventi viari ci sono. Secondo noi bisognerebbe anche avere una visione di ripresa, rinnovo diversamente, e faremo probabilmente in futuro una proposta, ma il peso fondamentale è la Pedemontana. Nessuno discute l'opera della Pedemontana nell'utilità, chiaramente ribadisco delle cose che tutti sanno, il peso di come sia avviata, di come il contratto sia un contratto che alla fine sta arrivando un capestro a costi crescenti. È stato ricordato stamattina che gli incassi si aumentano, però aumenta quello che è il disavanzo da aggiungere, quindi la previsione va messa in ulteriormente peserà sul bilancio. Io credo che dovremmo anche ragionare, al di là di come poi verranno impegnati i milioni, noi abbiamo fatto delle proposte, so che ci sono altre delle proposte, di un modo diverso di affrontare, perché la strada dell'autonomia porterà briciole. Noi abbiamo fatto una proposta che è quella della Costituente per l'autogoverno, che non vuol dire, parliamoci così tanto parlare, è scritta nello Statuto della Regione Veneto, ma dobbiamo ragionare di riappropriazione, di gestione di quello che è possibile dall'idroelettrico, dalle autostrade, dalle multi-utility, la moneta complementare. Dobbiamo riappropriarci di risorse, quella è la strada. Se aspettiamo l'elemosina statale rimarremo sempre fermi a questo punto, e quindi questa secondo me è la cosa che in sede di bilancio di previsione il Presidente Stefani aveva colto. È una proposta a 360 gradi come cosa fare, ma ragionare. Io pensavo, qui abbiamo fatto un ordine del giorno sul fotovoltaico sulla Pedemontana, e Brescia e Milano spendono 40 milioni e fanno parchi fotovoltaici sul loro percorso, quindi come mai non ci abbiamo pensato un po' prima? Cioè, voglio dire, magari qualche soldino in più era possibile recuperarlo senza andare a sprecare territorio agricolo. Per questo annuncio già che il nostro voto sul rendiconto sarà contrario, con questo auspicio che si apra un cambio di marcia e di passo. Grazie. Grazie. Consigliere Calzavara. Grazie Presidente. In assenza di interventi da parte dei capigruppo di maggioranza a difesa di questo provvedimento, mi tocca intervenire per almeno difendere questo documento che è frutto del lavoro degli scorsi 5 anni, perché è un documento che ha una sua continuità. Se in futuro o prossimamente avrete modo di dialogare e trovare qualche soldo ulteriore per il sociale a disposizione di questo bilancio, è perché negli ultimi 10 anni, da quando è stato introdotto il 118, quel decreto legislativo che impone determinate cose, la Regione del Veneto, attraverso un'attenta e maniacale ricerca di sprechi, non so se ce ne saranno ancora, vedremo,
spero che ci sia così tanta attenzione di andare a trovare ulteriori sprechi, si è riusciti in 10 anni di ridurre di 2 miliardi e 100 il DANC. Se oggi il DANC è a zero non è perché improvvisamente nel 2025 siete stati particolarmente bravi, ma perché c'è stato un percorso di rientro che ha portato in questi 10 anni la Regione del Veneto oggi, poi c'è anche chi è fortunato in politica e che si trova contemporaneamente l'eliminazione del FAL e il DANC a zero, e trovare queste risorse a disposizione. Però questo è frutto di un lavoro di 10 anni dal 2015 al 2025 di chi ha seguito la Regione del Veneto, del Presidente Luca Zaia, di chi ha seguito il bilancio, di tutti gli assessori che hanno contribuito, in alcuni casi sacrificando anche qualche idea, qualche volontà, ma pur di tenere insieme un bilancio complesso come quello della Regione, che ha permesso alla Regione del Veneto, so che a voi dà particolarmente dispiacere, insomma, ma di essere l'unica regione in Italia tax free, e questa parola so che per voi diventa un problema serio perché urta le sensibilità, ma se come voi ritenete di trasformare il rendiconto da documento tecnico a rendiconto a un documento di carattere politico, è chiaro che nel novembre del 2025 i veneti hanno già espresso il loro parere su questo rendiconto. Se 2/3 dei veneti hanno votato ancora questa maggioranza, e questa maggioranza è figlia di quel percorso, non è avulsa dal lavoro fatto nei precedenti 10 anni, se i veneti hanno deciso che questo è un buon modo di amministrare, sano, corretto, con conti in ordine, con poche tasse, corrisposti al territorio, ce ne potrebbero dare di più sicuramente, ma credo che abbiamo avuto la capacità nel corso di questi anni di interpretare quei tempi che vi ricordo hanno avuto in mezzo anche un piccolo problemino chiamato pandemia. E quindi una legislatura, quella del 2020-2025, che ha dovuto affrontare un tema di straordinaria complessità e che ha visto il Veneto anche in quel caso riuscire ad uscire bene, e uscire meglio. Se vi ricordate i dati post-pandemici, il Veneto era quello che rimbalzava di più in tutta Italia in termini di risposta alle esigenze di carattere economico che aveva il nostro territorio. Allora, questo è il Veneto, e il Veneto che è anche quello orgoglioso, che è un'altra parola che dà fastidio, di avere le Olimpiadi, di avere un evento planetario come le Olimpiadi. Costano, adesso vedremo cosa costano, il budget è 1.710 miliardi, il budget di fondazione, non 5, è 1.700.000, le Olimpiadi di Corea, noi stiamo parlando, la Regione del Veneto ha impegni nei confronti della fondazione per coprire eventuali disavanzi dei costi organizzativi. Simico è un'altra partita sulla quale noi ci entriamo minimamente. Quindi noi abbiamo in maniera accorta, vedendo anche quello che era successo in altre parti d'Italia, vi ricordo la Regione Piemonte che ha organizzato le Olimpiadi, che ha avuto dei grossissimi problemi e forse sta ancora pagando adesso i debiti di quelle Olimpiadi, e quindi il percorso fatto in maniera seria, come sempre è stato fatto all'interno di questa regione, di accantonare, di parallelamente avere la capacità di abbassare il DANC e di accantonare proprio per avere quelle risorse che nel caso, e lo vedremo nel corso dei prossimi mesi quale sarà il risultato, avranno la forza di non incidere nel bilancio della regione in quanto soldi già accantonati. Ora, a distanza di 4 mesi dalla fine di un evento di questa portata, chiedere legacy e bilancio è qualcosa di veramente curioso da parte vostra. Perché come si può chiedere a distanza di 4 mesi di un evento che costa 1.700.000.000 di avere già il costo finito e chiuso? Lo vedremo nel corso dei prossimi mesi. Ma avere oggi la necessità e la richiesta di capire immediatamente cosa è costata questa Olimpiade, credo che nessuno al mondo, neanche una super società giapponese, sarebbe in grado a distanza di 4 mesi di aver già pagato tutto e avere la certezza sia dei soldi riscossi sia dei soldi ancora da pagare. Entro l'anno lo vedremo, la Regione ha messo a disposizione queste risorse e non andranno ad aggravare il bilancio della Regione perché già accantonate. Poi vedremo la partita delle risorse disponibili all'interno di questo bilancio. L'altra questione, la accenno solo vedo che si è iscritta in maniera ancora più forte, avrà modo di spiegarlo sicuramente per quello che ha vissuto e per come ha partecipato alla costruzione di un'altra struttura di cui i veneti sono orgogliosi.
Dite a un veneto di quell'area di chiudere la pedemontana. Dite a un sindaco di quell'area che il traffico che oggi c'è in pedemontana ritorna all'interno del proprio traffico urbano. Fate un'analisi di carattere sociale e ambientale se c'è più inquinamento adesso in una città del Veneto attraversata dalla pedemontana o nel centro storico dove prima questi camion attraversavano. Fate un'analisi degli incidenti che ci sono stati all'interno dei centri urbani che prima non avevano la pedemontana e di quanti incidenti ci sono oggi in pedemontana. Voi vi fermate esclusivamente al costo, al milione in più, al milione in meno, ma io ho sempre detto, purtroppo voi è una relazione un po' diversa tra la mia e quella del Presidente Zaia, una regione come il Veneto non deve avere paura di spendere 50 milioni all'anno per avere un'infrastruttura di quella portata. Non è un problema, la regione del Veneto deve avere le risorse per pagarne 2 di quelle cose là. La via del mare la dovrebbe fare la regione del Veneto, invece di lasciare i veneti 3 ore in coda per tentare di arrivare al mare. Allora, poi vedremo nel corso, vedremo il Presidente Stefani che scelte farà dal punto di vista del bilancio, quali saranno le sue indicazioni, quali saranno le sue priorità. Io spero qualcosa anche fuori dal sociale, insomma, anche oggi, insomma, all'ordine del giorno. Cioè, se serve, questa discussione è un po' un tuffo nel passato, no? Perché mi pare che effettivamente esista una maggioranza e una minoranza. Perché nel corso di questi mesi ho avuto un po' una percezione un po' strana su alcuni temi, insomma c'è una luna di miele che continueremo così per 5 anni e insomma saremo tutti più felici e tutti più assistenti sociali, insomma su questo mi pare di capire che c'è una condivisione, insomma. Io credo che ci sia anche un altro Veneto da portare avanti, che forse nel corso di questi mesi è rimasto ancora in silenzio, ma che non sta vivendo momenti facili. Il caro dell'energia, le imprese, il turismo non è che si inventa così, il turismo è fatto di lavoro quotidiano, è fatto di capacità di attrazione, di rinnovamento, di risorse a disposizione, così come le imprese, e io credo che questa regione prima o poi dovrà iniziare a pensare anche un po' a quel mondo che ci ha fatto crescere, che ci ha fatto diventare la seconda locomotiva d'Italia dopo la Lombardia e siamo ancora davanti l'Emilia Romagna. Faccio questo piccolo inciso per l'Emilia Romagna e la Lombardia perché da sempre si contesta la legge sul consumo del suolo. Sarà perché l'ho seguita io insieme all'assessore Corazzari in commissione, però l'ISPRA certifica che c'è un rallentamento del consumo del suolo e la vocazione di quella in Veneto e la vocazione di quella legge è che ci sia entro il 2050 l'azzeramento, anzi più che l'azzeramento, il saldo zero tra il consumo di suolo e la rinaturalizzazione. Quella è la vocazione della legge e quando l'abbiamo raccontata e fatta abbiamo sempre detto che doveva essere una rivoluzione culturale, in primis nelle amministrazioni comunali, che non potranno fare più quell'urbanistica contrattata per prendere magari qualche voto in più. Perché l'urbanistica esce una volta definito all'interno della legge sul consumo del suolo il consolidato, vuol dire gran parte della disponibilità delle amministrazioni di far crescere ulteriormente questo dato che ci vede sicuramente tra i peggiori in Italia o i migliori, vediamo a seconda dei punti di vista, ma vorrei ricordarvi che l'Emilia Romagna, che voi decantate sempre come l'Eden assoluto, è a qualche metro di distanza da noi. E allora c'è correlazione tra PIL prodotto e consumo del suolo. Perché se tu hai ospedali, perché se tu hai aziende, perché se tu hai logistica, se hai PIL, devi avere capannoni, devi avere infrastrutture, devi aver consumato suolo, devi avere parcheggi. E questo è il Veneto che cresce, il Veneto che ci piacerebbe insomma, vedere ulteriormente avere questo tipo di capacità sostenuto da una regione come la nostra. Direi null'altro se non ringraziare, perché credo che questa maggioranza sia figlia, come dicevo, di chi ha lavorato nel corso degli ultimi 10 anni. Dopo si può essere d'accordo o non d'accordo. Giustamente insomma, siete seduti di là, se no saremo tutti di qua o saremo tutti di là. Però credo che sia, mi dispiace che non c'è qui, sia figlia della volontà di un presidente come Luca Zaia di continuare a far crescere questa regione con sfide non facili, la pedemontana, ma ripeto poi ne parlerà lei, seduti oggi qui è facile dire si poteva fare così, si poteva fare colà, vi avrei voluto vedere 9 anni fa con gli espropri ancora da pagare e con l'opera ferma,
espropri da pagare e opera ferma, e tentare di trovare delle soluzioni di un'opera che c'era stata, come dire, no, dico che la soluzione che è stata trovata, non è un dibattito, la soluzione che è stata trovata in quel momento, e bisogna contestualizzare le cose, oggi forse potrebbe essere un'altra, ma in quel momento era la migliore condizione che ha visto la Regione del Veneto risparmiare, e poi lo spiegherà meglio sicuramente di me l'ex assessore De Berti, un pacco di miliardi e avere un'opera a disposizione dei veneti, a disposizione delle migliaia di persone che la utilizzano e che fanno crescere l'infrastruttura nella nostra regione, e che vedrete fra qualche anno quanto PIL in più produrrà questa regione. Quindi grazie al Presidente Luca Zaia, grazie agli ex colleghi che con me hanno condiviso le difficoltà di questo bilancio, auguro alla futura amministrazione altrettanta fortuna. Grazie consigliere. La parola alla consigliera De Berti, poi Montanariello. Grazie mille Presidente. L'ultima volta che in quest'Aula sono intervenuta sulla Pedemontana, il mio intervento ricordo che è stato senza pausa di 1 ora e 20 minuti. Spero oggi di poter essere un po' più contenuta, non fosse altro perché non ho voglia di ripetere tutto ciò che ho già ripetuto nello scorso mandato. Prima mi guardavo intorno e credo che nel 2015, quando io arrivai in regione come assessore, catapultata da un comune di 3.000 abitanti quale sindaco, la sera sono andata a letto sindaco, la mattina mi sono alzata assessore, delle persone che ci sono qua, a parte gli ex assessori, solo Valdegamberi credo fosse in consiglio regionale. Quindi diciamo che chi ha ascoltato tutte le discussioni e le evoluzioni della Pedemontana sono poche le persone che ne conoscono. Io non conosco tutta la storia di Pedemontana perché mi limito a parlarne dal 2015, perché credo che mi si possa dar atto, al di là di continuità, maggioranza, centrodestra, non me ne frega niente, però quando io arrivai in regione la Pedemontana era una criticità importante, ma credo che in 11 anni nessuno mi abbia mai sentito addossare la Pedemontana a chi c'era prima di me, mai, perché io nel momento in cui sono venuta qui mi sono presa la responsabilità di fare l'assessore e l'assessore risolve i problemi e non passa il tempo a scaricare su chi era prima, e quindi il mio atteggiamento fin da allora è sempre stato questo. Ovviamente le criticità che avevo sul tavolo non erano solo la Pedemontana. La Pedemontana che, se mi dispiace che non ci sia la consigliera Ostanella, che prima parlava di 50 milioni per 39 anni, allora finché non abbiamo aperto la Pedemontana non serviva. Le battaglie fatte qui dentro dalla minoranza era che la Pedemontana era un'infrastruttura inutile. Nel momento in cui, ecco, chiedo al consigliere Valdegamberi di dirmi se dico cose non vere, nel momento in cui la Pedemontana è stata aperta, sostanzialmente è diventato un buco, ok? E di fatto, considerando però un buco ma utile, cioè nel senso che non si è più discussa l'utilità. Perché? Perché l'utilità della Pedemontana è stata comunque comprovata dal traffico, tanto, poco, comunque c'è una presenza di mezzi pesanti nella Pedemontana che, come ha ben detto il collega Calzavara, quelli mezzi sarebbero sulla viabilità comunale, regionale, provinciale, assolutamente non adatta per la zona più industrializzata del Veneto, perché io non c'ero negli anni 90, ma chi vive il Vicentino e il Trevigiano sa, anche i veronesi che frequentano quella zona molto probabilmente lo sanno che stiamo parlando della zona più industrializzata del Veneto, stiamo parlando del motore produttivo del Veneto che ha necessità di infrastrutture adeguate, e la Pedemontana ha dato una grossa risposta.
Pedemontana che negli atti 2009-2013, atto aggiuntivo, contratto 2009 e atto aggiuntivo, la costruzione, gestione, manutenzione, costo del denaro e tutto ciò che volete sarebbe costata ai veneti 22 miliardi, perché adesso a me sta bene che si contesti un'infrastruttura, ma siccome considero che nei banchi della minoranza ci siano alcune persone che sono particolarmente intelligenti e anche intellettualmente oneste, ok? Il mio vuole essere un input ad andare a leggersi gli atti, perché qui dentro credo che l'unica che ha letto tutti gli atti della Pedemontana, compresa la Corte dei Conti, è la sottoscritta, e non leggo la Corte dei Conti con la ratifica, ho letto tutti, no forse non sono l'unica, tutti gli atti che interessano la Pedemontana, ok? Allora, se io la Pedemontana avessi voluto farla, perché qui dentro abbiamo anche sentito che la doveva fare la Regione Veneto, allora io ho fatto un conto sui 12 miliardi, perché adesso si dice la Pedemontana costa 12 miliardi. Sì, la costruzione, la gestione, la manutenzione e il costo del denaro per 39 anni sono 12 miliardi. Ma se io l'avessi fatta con un mutuo direttamente della Regione e non a pedaggio ma gratis, perché qui si è anche detto che la Pedemontana doveva essere gratuita e non a pedaggio, avrei dovuto tirar fuori 307 milioni di euro da così a pezzo, mi diria qualcuno, ok? Perché questo è solo il costo certificato ad oggi, però la gestione in capo alla Regione, il rischio, tutti i rischi, non solo il rischio traffico, ma anche il rischio offerta e anche il rischio costruzione sarebbe stato tutto in capo alla Regione Veneto, avrei dovuto pagare 307 milioni, ok? Minimo all'anno per 39 anni, considerando che col TAC del 2017 abbiamo ridotto da 22 miliardi a 12, perché se noi non avessimo firmato il TAC del 2017, e mi dispiace che in quest'Aula non sia mai stata sottolineata questa cosa, perché il TAC del 2017 fa due cose: toglie in capo al privato 9 miliardi, vabbè, la costruzione sono sempre i soliti 2 miliardi 258, però manutenzione e gestione viene ridotto il tutto di 9 miliardi. 9 miliardi, fate due conti con la calcolatrice. L'altra cosa che fa il TAC del 2017, e mi dispiace che non si leggano gli atti, e non lo dice la De Berti, ma lo dice la Corte dei Conti, lo dice il TAR, il rischio traffico non è in capo alla Regione Veneto dal TAC del 2017. Io in questi anni ho sentito anche membri della maggioranza dire sciocchezze, e mi limito a dire sciocchezze su questo, semplicemente per il gusto di spararla senza aver letto minimamente gli atti. Ma TAR e Corte dei Conti hanno detto sempre, e l'hanno sempre ribadito, e quando io sono arrivata in Regione nel 2015 era uno dei grossi problemi, che il rischio traffico era in capo alla Regione, però era sostanzialmente camuffato dentro l'atto, perché nel 2015 la SIS non riesce ad avere la bancabilità dell'opera, perché io arrivo che c'è il commissario, ok? Commissario governativo. L'opera si ferma perché non è bancabile. Perché? Perché le banche, anche Cassa Depositi e Prestiti, poi Cassa Depositi e Prestiti aveva uno studio che faceva l'analisi dei flussi di traffico che diceva che la Pedemontana non era sostenibile, ma la Valdastico sì, ok? Partendo dal presupposto che la Valdastico ha 18.000 TGM oggi, la Pedemontana ne ha 23.000, 22.000, poi insomma a seconda dei mesi oscillano, ma Cassa Depositi e Prestiti di fatto e anche altre banche non rilasciavano il finanziamento semplicemente perché c'era questo rischio occulto in capo alla Regione e questo rischio traffico che era a carico del pubblico. Noi quando nel 1 gennaio 2017 abbiamo preso in gestione la costruzione della Pedemontana, perché prima fuori microfono l'assessore Calzavara ha fatto una dichiarazione, l'ex assessore Calzavara, insomma sei sindaco, ex assessore, tutto quello che vuoi.
ha detto in Italia non si fanno le opere se non hai un commissario. Non è vero, perché l'unica opera in Italia che era gestione commissariale governativa che si è bloccata, per poterla sbloccare abbiamo dovuto andare in gestione ordinaria, perché dal 1 gennaio 2017 la Pedemontana è passata in gestione ordinaria, senza nessun potere derogatorio, con i poteri ordinari che la legge ci affidava. Non vi dico che in quel momento noi dormivamo sonni tranquilli, perché comunque non sapevamo se saremmo stati in grado di poter finire la Pedemontana. Oggi posso dire siamo stati bravi, non io, perché io sinceramente non ho fatto nulla se non la parte politica, ma tutti i tecnici che hanno lavorato su Pedemontana e che per me oggi è un'occasione per poterli ringraziare, perché grazie a loro abbiamo dato al Veneto un'infrastruttura che è assolutamente utile, un'infrastruttura che se avessimo fatto noi l'avremmo pagata minimo 300 milioni all'anno, minimo, un'infrastruttura che se non l'avessimo fatta noi, cioè che se noi non avessimo fatto il TAC del 2017, per poterla fare avremmo dovuto pagare, quanto sono? 450 milioni, 500 milioni? Non lo so, però molto molto di più. Ci troviamo nelle condizioni che quando il governo col ministro Del Rio ha deciso che il Veneto si doveva arrangiare, vi dico che la Catania-Ragusa, nelle stesse condizioni della Pedemontana, con un progetto non bancabile, con un costo, quello che volete, grande, piccolo, imponente, il governo aveva deciso che doveva essere fatto del pubblico. Quindi che cosa ha fatto? Ha comprato dal privato il progetto, l'ha dato ad ANAS e ha detto lo fa lo Stato e lo paga lo Stato. Ok? Invece in Veneto il ministro Del Rio ha deciso di lasciarla alla Regione Veneto perché la Regione Veneto si doveva arrangiare. In un momento in cui il 30% dei lavori erano realizzati, il 70% degli sbancamenti erano stati fatti, i 600 milioni di contributo pubblico spesi, quindi se noi in quel momento avessimo detto, sapete cosa vi diciamo? Non facciamo il TAC del 2017, non lo firmiamo, blocchiamo l'opera, chi si è visto, si prendano la responsabilità chi ha fatto quello che ha fatto e lasciamoli tutto. Sarebbe stato un atto di responsabilità nei confronti del Veneto, nei confronti dei veneti, troppo grande da portare e molto probabilmente oggi nelle carte della Corte dei Conti leggeremo un altro racconto, esattamente al contrario, che molto probabilmente noi avremmo messo di fare ciò che dovevamo fare obbligatoriamente per poter difendere il Veneto e i veneti. Perché la legge permetteva al concessionario di iniziare i lavori senza la bancabilità dell'opera. Passata la Pedemontana, la legge è stata modificata. Infatti, nonostante la Via del Mare risalga ad un bando antemodifica di legge, nella convenzione con il privato io ho volutamente ed espressamente richiesto che venisse specificato che l'opera iniziava solo ed esclusivamente se c'era la bancabilità, perché comunque era antelegge quella procedura e quell'appalto, e il privato ha accettato. Di fatto non è che l'avvio dei lavori sia stata colpa di qualcuno, l'avvio dei lavori in quel momento era permesso dalla legge ed è stato fatto quello che si doveva fare. Allora, il più grande contestatore della Pedemontana si chiama Andrea Zanoni. Quante battaglie qua dentro con Andrea, ok? Però è anche vero, e chiedo qui a tutti voi, chi avendo la possibilità di utilizzare viabilità provinciale, comunale e regionale, di fronte all'alternativa viabilità locale e pedemontana, ha detto no, siccome io la pedemontana la contesto, per coerenza politica non entro in Pedemontana e mi faccio le regionali e le provinciali. Quanti di voi
Montanariello. Dopo magari mi dice non sono mai andato in quei territori, ci mancherebbe altro, perché giustamente Montanariello segue... Sì, va bene. Una volta alla settimana scegli. Immagino che il consigliere Montanariello sarà disponibile a fornire la targa della sua macchina, ma non perché non mi fido, attenzione, non è, ecco, adesso siamo entrati una volta, dopo se andiamo a verificare lo so come finisce, però alla fine ci troviamo nelle condizioni che qui viene contestata una infrastruttura. Viene contestata. Consigliere Montanariello, io non la contesto mai e non la impedisco mai neanche di parlare, ma ci troviamo nelle condizioni di contestare una infrastruttura che alla fine, di fronte alla possibilità di utilizzarla, la utilizziamo, avvallandone l'utilità. Poi si può anche discutere, era giusto fare il progetto, non era giusto fare il progetto. I conti che vi ho detto prima era una scelta, avremmo indebitato a vita la Regione. Sono d'accordo con Francesco quando dice che un'infrastruttura come la Pedemontana, 95 chilometri di infrastruttura di cui il 70% è in trincea per volere degli enti locali che ne hanno chiesto un impatto ambientale contenuto. È stata realizzata su forte richiesta del territorio, su forte richiesta delle associazioni di categoria. Sarebbe bello, e io ogni tanto scherzando lo dico, chiuderla per un mese, grazie Anna, chiuderla per un mese sarebbe molto bella, perché vedremo che cosa succede, posto che quando abbiamo fatto il TAC abbiamo mandato in questo Consiglio tutte le carte del TAC, dove c'era il piano economico-finanziario, che ovviamente, avendo sbagliato le aperture, non può più essere paragonato, però parliamo di una infrastruttura aperta totalmente con l'interconnessione alla Brescia-Padova esattamente 2 anni fa, perché è stato maggio, 2 anni e 2 mesi, è stato maggio del 2024. Quindi a me sta bene, guardate, io sono una di quelle persone che ha cambiato idea, perché io fino ad un anno e mezzo fa, ho sempre detto: se avessimo potuto fermarla, sarebbe stato giusto fermarla. Se avessimo potuto, ma 30% lavori, 70% sbancamento, 600 milioni già incassati dal privato, una causa che si apriva di fronte alla Regione, non avremmo più fatto nulla per il futuro e avremmo gestito un contenzioso megagalattico. Però col senno di poi io ho cambiato idea e ho detto: noi non possiamo ragionare sul fatto che un'infrastruttura stradale è da fare solo se ha la sostenibilità economica perfetta e non costa un euro al pubblico, semplicemente per un motivo, perché non esiste infrastruttura stradale neanche a pagamento che si paghi senza la necessità di un intervento pubblico. Poi vogliamo vedere quindi la Pedemontana è necessaria, la Pedemontana è stata fatta, la Pedemontana poteva essere fatta spendendone 307, quello che è stato deciso, ne spendiamo 50, ne abbiamo risparmiati 250, in più grazie al TAC del 2017 abbiamo risparmiato anche gli altri miliardi, ed è giusto che ciò che necessita il territorio per sostenere famiglie, imprese, quello che diceva prima il collega stamattina, bisogna attuare una politica che sostenga tutto il mondo che produce ricchezza, ma anche tutti coloro che sono dietro alle famiglie che producono ricchezza offrendo lavoro. E io mi sono ricreduta perché ho semplicemente detto che la Pedemontana è stato un bene, che non abbiamo potuto fermarla, perché porterà ricchezza al territorio, ma non solo al territorio vicentino e trevigiano. Guardate, quando a Verona qualcuno dice la Pedemontana con noi non c'entra niente, dicono non hanno capito niente, perché è come dire che il porto di Venezia è di Venezia e non è del Veneto. Il porto di Venezia è a Venezia, ma è il porto del Veneto, compreso anche Chioggia. Quindi, ecco,
Io mi sono stampata, ma così, collega Cunegato, mi sono stampata, ma più che altro perché avete sottolineato particolarmente voi i vostri interventi. Mi prenderò la briga quest'estate di andare, in base alle vostre dichiarazioni, tirare fuori i documenti, ok? E darvi i documenti di quello che vi ho detto, perché il rischio traffico è anche giusto che si smetta di raccontare, perché credo che la responsabilità di informare correttamente i cittadini e di non dire cose non corrette ce l'abbiamo tutti. Dopo io non guardo maggioranza, minoranza, destra, sinistra, non me ne frega niente, è la responsabilità di chi fa politica, altrimenti poi non lamentiamoci se la gente non va più a fare politica. Uno può essere contro l'infrastruttura perché, guardate, nello scorso mandato la persona più coerente di questo Consiglio era Masolo. Masolo era coerente perché lui avrebbe trasformato tutte le strade, avrebbe eliminato le macchine, trasformato tutte le strade in piste ciclabili e avrebbe obbligato tutti i veneti a girare in bicicletta, così magari Verona si perdeva in tutto praticamente la regione. E io, per verificare la sua coerenza, lo scorso mandato sono andato a vedere se lui utilizzava il motoscafo, perché dico sì, dopo uno può anche essere venire qua e dire tante robe, però dopo bisogna vedere che cosa fa. No, lui veniva a piedi, lui non ha mai utilizzato il motoscafo, quindi pur nella sua fantasia, perché qui a volte diceva delle cose che insomma ci lasciavano un po' perplesse, però lui aveva una sua coerenza, che quello che faceva qua faceva anche fuori, fine. Quindi per me la Pedemontana non è un buco, per me la Pedemontana è un servizio e tutto ciò che costituisce un servizio a favore dei veneti non può essere considerato uno spreco. Grazie consigliera. Consigliere Montanariello, poi Dalla Pozza e Cunegato. Grazie. Grazie anche a lei, Presidente De Berti, per l'escursus che ci ha fatto, ma io credo che dal tempo che lei ha dedicato per parlare di queste infrastrutture, dell'enfasi legittima, anche bella, che ci ha messo, che si evince quanto quell'opera risulta e risulterà essere un problema per i veneti per i prossimi 35, 36, 37 anni. Perché guardate, se foste così sicuri che tutto va bene, Madama la Marchesa, non vi sollevate ogni volta che si parla di un'opera che, piaccia o non piaccia, ogni anno rappresenta un meno nel nostro bilancio, altrimenti si fa come ha detto il consigliere Calzavara, a un costo, lo vediamo come un costo di investimento per un'opera che vogliamo avere. Ma questo è un ragionamento che forse è più attento e sincero, piuttosto che dire che tutto funziona quando ogni anno dobbiamo andare a votare, chiamalo debito, chiamalo disavanzo, sono risorse solte altrove per essere messe lì. Allora il tema è questo: in Veneto predileggiamo investire sull'utilizzo di un'infrastruttura piuttosto che andare a investire su altri temi. Guardi, io ringrazio anche il consigliere Calzavara, ma lo faccio con sincerità perché mi ha fatto tornare in mente quando, al netto delle divisioni politiche, ci si confrontava, c'era una visione, cosa che oggi, devo dire, diventa difficile anche confrontare, perché a parte l'assessore Giacinti, che io ringrazio perché è qui da stamattina, diventa anche difficile parlare inizio legislatura con un manco di giunta e di presidenza vuoto, se non ad intermittenza qualche assessore che viene per poi uscire dall'aula, per poi entrare, per poi uscire, per poi entrare, per poi uscire. Quindi, assessore Giacinti, io la ringrazio perché so che siamo pesanti e ci dovete sopportare, però lei è stato qui, che è segno di rispetto anche nei confronti dell'Aula intera. E quindi, Francesco, permetto, erano belli quegli anni dove ci confrontavamo su una visione che, per quanto abbiamo sempre rigettato e non era la nostra, c'era un confronto sui temi. Oggi non è una luna di miele tra le due parti, come dici te. C'è una parte che discute e una parte che gira il palazzo, se non al momento del richiamo un po' più di meno sulle assenze in aula, torna per poi andare, perché questa è la verità, perché non si può discutere di 160 milioni con i banchi della giunta vuota, con il presidente in congedo, non si può discutere, questa non è un'azione di esercizio politico, è un esercizio del potere della maggioranza
che dice andate e discutete, andate e parlate, tanto alla fine decidiamo noi, perché questo è l'esercizio del potere, non della democrazia. I numeri servono per governare, non per comandare, e le maggioranze servono per stare in aula a far politica. Dopo vogliamo dire che siamo passati assessori da dire ma che ce ne frega di quei rompiscatole, tanto poi in giunta noi decidiamo, ci schiacciamo il bottone. Buono a sapersi, perché sapremo come comportarci, perché se il primo bilancio abbiamo dato fiducia, il secondo bilancio faremo quello che è il ruolo della minoranza, nonostante la maggioranza non è stata in grado di far finta anche di fare il suo ruolo di tenere l'aula. È bello discutere ore senza nessuno che ci ascolti in giunta? E con chi parliamo di infrastrutture se non è l'assessore, di trasporto, con chi parliamo? Sarà uno in missione? Sarà uno in congedo? Oh ragazzi, sapevamo tutti che c'era consiglio, È maggioranza e minoranza, mi pare che ci siamo e mi pare che è bello girare i corridoi. E questo è il primo elemento che rimpiango, mai avrei pensato di rimpiangere quando ci urlavamo dietro con i banchi della giunta però pieni. Pensate quale livello stiamo raggiungendo, che rimpiangiamo un contesto che abbiamo fortemente contestato per 5 anni. È vero che non c'è mai peggio al peggio, mai fine al peggio. Provo ad entrare nel merito, tanto tempo ce n'è. Guardate, a me va bene tutte le teorie a difesa del bilancio e penso che sia anche giusto ragionare nei termini di questi numeri che sono frutti di un bilancio di una vecchia amministrazione, nell'ottica però di una nuova amministrazione che ha fatto già un bilancio e che all'interno di quel bilancio che è stato fatto della nuova amministrazione emergevano e c'erano delle criticità, piuttosto che dei punti di forza, come in tutto, no? Punti di forza, punti di meno forza. Ed è per questo che questo bilancio che discutiamo oggi, frutto di un avanzo 160, 130, 132, ILEA, non ILEA, comunque ci sono una quota importante di denari che comunque non può, se tu fai politica, pur essendo una nuova amministrazione subentrata adesso e condividendo di questi numeri, forse dicembre, l'ultimo mese, no? Quando è subentrata un'amministrazione, non prendere atto che questa cifra così importante non può essere politicamente, in un ragionamento logico di visione di una regione importante come la nostra, che vede tanti punti di forza, ma vede tante sensibilità che meritano attenzione e attenzionamento politico, essere collegata, no? Quindi per dire, sti schemi arriva, quel bilancio non l'ho fatto io, però io ho fatto il bilancio nuovo di quest'anno, che è quello in 12esimi, però se noi vedevamo semplicemente gli indicatori di benessere della regione, non si poteva far finta che nel bilancio che abbiamo approvato adesso, quello che ci ha tolto dall'esercizio provvisorio, non c'era il dato scritto nel bilancio che ci è stato presentato me li ricordo bene, di un lavoro femminile che nella nostra regione cominciava a calare, della percezione di sicurezza dei cittadini veneti che era sempre inferiore. Sono dati che erano scritti negli indicatori del BES, del bilancio che ci avete dato voi, non sono dati che contestiamo noi. Il fatto che aumentano le truffe, le frodi telematiche, il fatto che aumentano i contratti di lavoro poveri, il fatto che aumenta la speculazione dei contratti di lavoro e calano del lavoro femminile. Sono degli elementi che forse dovrebbero servire a cominciare a ragionare cosa facciamo con questo avanzo, perché aspettare a settembre va benissimo, ma in un Veneto che ti ha già detto, che voi attuale maggioranza ci avete già detto negli indicatori BES del bilancio che abbiamo approvato 2 mesi fa, quali sono i nostri talloni d'Achille, quali sono i nostri punti di debolezza. Posso dire, Francesco, scusami se ti cito ancora, consigliere Calzavara, ma voi avete una fortuna che l'ha ribadita Calzavara prima, quando ha detto non tutte le amministrazioni sono così fortunate di avere dei vincoli, degli elementi che vengono a mancare e ci si trova un tesoretto.
trovarvi con degli indicatori di benessere dell'ultimo bilancio che dicono che tecnicamente siamo in recessione ormai da 24 mesi e che il lavoro povero avanza, il lavoro femminile cala, che la percezione di sicurezza dei cittadini viene a mancare. Non è che è cosa da poco avere una fortuna anche se fossero solo 130 milioni di euro, perché poi c'è il tema dell'EA. Non è che è proprio una questione di lana caprina trovarti con degli indicatori che ti dicono che tutte le cose che diciamo politicamente per farci belle stanno franando anche quei dogmi che c'erano di una regione evoluta e avanzata, dove si tocca addirittura il diritto femminile nel mondo del lavoro delle donne. E noi non sappiamo, dobbiamo aspettare a settembre, Galeano, per ragionare forse cosa potremmo fare con questi 4 nicchetti. È la dimostrazione plastica che non c'è una visione, perché una parte la tieni accantonata se arriva la tempesta, ma l'altra dov'è? Dov'è che oggi ci dice aspettiamo a settembre ma noi la pensiamo così? Dov'è chi apre il confronto politico a dire ma state zitti brutti sciocchi politici, voi non sapete niente, noi abbiamo già un'idea che è quella di intervenire sulla sociale, sulla sanità, sul turismo, sul trasporto, sulle liste d'attesa, sull'ambiente, ma vogliamo aspettare a settembre ma abbiamo già un'idea. Siccome voi non ci venite a dire questa idea, io dico che voi non ce l'avete. E voi dovete darmi ragione, perché se ce l'avete riempite quei banchi, vi alzate e ce la dite. Siccome non ce la dite, e nel migliore dei casi andate e venite, vuol dire che non ce l'avete. E non è un attacco personale, è un attacco politico. Perché quando i banchi della Giunta sono vuoti è sempre qualcosa che non funziona tra voi, con voi, e noi siamo manco peggio. Tanto avete numeri, vi votate le robe e noi non vi serviamo. Anche perché non potete metterla sempre sull'elettorale. Ma abbiamo vinto, è vero, avete vinto bene, governate questa regione, però non è che se io guardo indietro nella storia chi riempiva le piazze è sempre quello che viene ricordato meglio dalla storia. Non è che vincere le elezioni vuol dire che stai facendo la cosa giusta. Perché poi è il tempo che ci saprà dire se quell'opera era giusta o quegli investimenti hanno pagato. Perché guardate, molto spesso chi viene peggio ricordato nella storia è proprio chi, seppur in modi democratici, riempiva le piazze. Quindi non è che vincere corrisponde a governare bene, Sono due cose diametralmente diverse. Detto ciò, è evidente che nell'attuale condizione in cui siamo c'è una maggioranza che ha vinto le elezioni e che oggi, di fronte alle parole che io continuo a contestare, almeno prima almeno c'erano, mi ricordo, i 5 punti, Veneto orgoglioso, Veneto eccellente, Veneto resiliente, oggi c'è Veneto con i banchi della maggioranza vuota, ognuno ha le sue parole chiave, quelle del Presidente Stefani sono Veneto senza giunta, vabbè, ognuno ha le sue parole chiave, ma io dico, questa storia del Veneto orgoglioso, io la continuo a ribadire, del Veneto eccellente. Il Veneto eccellente sì, è eccellente per quelli come noi che se non ti danno la visita medica se la vanno a prenotare dal privato. È eccellente per quelli che se non hanno il posto nella graduatoria dell'asilo si pagano i 300-400 euro al mese. È eccellente per quelli che se non hanno la prevenzione se la vanno a fare privatamente. È eccellente per quelli che se domani mattina hanno un problema, riescono a mettere mano al portafoglio e superare le difficoltà che ci sono. È eccellente per le imprese consolidate, perché guardate anche nei dati di bilancio, visto che state riflettendo cosa fare con 130 milioni, c'era un dato chiaro, chiarissimo, che se fossi l'assessore allo sviluppo economico sarei lì a battere i pugni, che in Veneto c'è un'impresa sempre più forte, che diventa leader mondiale, ormai strutturata, che avanza, e c'è una parte di impresa che continua a chiudere sempre più fragile, perché ormai esiste l'impresa consolidata che sviluppa e quella sempre più fragile. Ragazzi, col diesel a 2,20 euro, che c'è tanto da pensare con le imprese che chiudono, quale potrebbe essere un'idea di cosa fare con i soldi? Magari non la condividiamo, ma c'è tanto da pensare cosa si può fare
in una regione dove non tutte le imprese sono eccellenti, orgogliose, perché voglio vedere, e mi ricordo il famoso dibattito con l'assessore Marcato quella volta, se un'impresa non ha il merlo e deve assumere 10 dipendenti in più e noi non abbiamo modelli di incentivo alla nostra impresa come era una volta, se quello che deve pagare 10 stipendi in più è orgoglioso e contento in confronto all'altro che è strutturato e li deve pagare di meno. Ci sono imprese che vanno avanti e imprese che vanno indietro. Non è che è tutto orgoglioso, tutto eccellente il Veneto. Ad esempio, mi direte mica che sul trasporto il Veneto è eccellente? Che siamo l'unica regione d'Italia che non mette un euro? Mi trovate l'eccellenza nel trasporto pubblico, colleghi, qual è? Mi trovate l'eccellenza che le nostre aziende di trasporto per poter mantenersi devono fare le tratte quando i mezzi sono pieni e possibilmente collegando quei segmenti di utenza che sono produttivi? No. Mi dite dov'è l'eccellenza? Mi dite dov'è l'eccellenza quando l'azienda di trasporto che abbiamo alle nostre spalle taglia le corse per le isole di notte e aumenta quelle per l'aeroporto e per i Canal Grande ai turisti? Visto che costa 10 euro a biglietto? È chiaro, funziona, eccellente, ti dà corriera. Ma ti dà corriera perché ti ha snaturato l'idea di trasporto pubblico. Le diventa un bus, un vaporetto che va ad andare e va a intercettare i segmenti economici più produttivi per poter mantenere il bilancio, visto che nel Veneto eccellente vi do 2 informazioni, dati Astra, quindi sicuramente non il centro studi dei compagni, che il Veneto, oltre a non mettere un euro, in questi anni si è pregiato di aver fatto delle leggi a discapito delle aziende di trasporto, tipo quella delle persone fragili, che cuba, secondo i dati Astra, dagli 8 ai 10 milioni all'anno, e ce l'hanno messo per iscritto, se recuperate le osservazioni, se no ve le giro io, dove dice: scusa, ma voi fate la legge, ma non mi date la copertura, devo pagare io? E questo poi cosa deve fare? Deve andare a prendere, Riccardo, la gente dall'aeroporto che paga 10 euro a biglietto, e no, tant'è che la dimostrazione plastica, e chiudo il pezzo dei trasporti, è che avete deciso nel piano sociosanitario voi che c'è l'ospedale Hub e quello Spock, ma non avete mica previsto una linea di trasporto dal Veneto orientale e occidentale per portare la gente all'ospedale a curarsi. Non c'è mica sull'asta della Romea un bus che porta la gente a curare, però ci sono con la contribuzione pubblica 4 società ben distinte che fanno il collegamento Piazzale Roma aeroporto. Cioè, provate a pensare. In 4 vanno all'aeroporto, neanche uno porta la gente a curarsi. Se questa è l'eccellenza del trasporto, io incomincio a pensare che forse la percezione di quello che noi consideriamo eccellenza vada un po' desiderata, ricalibrata. Così come sul tema della pesca. Guardate, io penso di non aver mai visto tante passerelle, io per primo mi metto davanti, io per primo ogni volta che c'è un problema sulla pesca, e si va tutti là, perché voi che fa figo a barca, il pescatore, no, lo sanno, ogni volta presenti, io per primo. Ma vi rendete conto che anche di fronte all'emergenza più impattante sul mondo di pesca barra piccola e media impresa, barra lavoro artigianale, barra tradizione, l'Emilia Romagna stanzia dei soldi propri e il Veneto no? E il risultato qual è? Guardate, l'Emilia Romagna non ha l'autonomia, non ha l'autonomia, perché che non venga fuori che... E qual è il risultato? Il consigliere Corazzari questo dramma lo vive tutti i giorni quando va nel suo territorio ormai, dove ci sono solamente disperazione di gente che ha perso un'economia importante, che loro con i soldi della regione, senza dover aspettare i milioni di euro del granchio blu promessi dallo Stato che non sono stati utilizzati. Consigliere Conte, mi dica se sbaglio, dopo li hanno accantonati sul bilancio della Capitaneria, se no andavano persi, e che il commissario Caterino ancora non ha capito come darlo, e se sospendiamo il mutuo lo sospendiamo il mutuo della cooperativa, ma noi 1500 soci della cooperativa che hanno il mutuo di cassa. Adesso quelle aziende sono ancora aperte.
E quando passerà l'emergenza, loro avranno un tessuto economico-produttivo che verrà a colonizzare quello veneto, perché le nostre hanno chiuso, perché le nostre le abbiamo lasciate da sole, le avete lasciate da sole, le avete lasciate da sole. Arrivo a una parte a me molto cara, quella delle infrastrutture. Allora, a me fa piacere sentire la Presidente De Berti che fa tutto l'escursus, ma guardate, il segno evidente, che io l'ho sempre detto, io ho una mia idea di pedemontana, a parte che l'ho presa una volta che non c'erano le indicazioni, ho scritto al Presidente Zaia, l'ho presa per sbaglio, mette i segnali, che ti mi frega stavolta, non ti me freghi più, e dopo ho fatto mettere i segnali. Però guardi, sulla pedemontana io ho sempre considerato il tema su una mia visione che non pretendo che sia condivisa. È evidente che in un Veneto dove ci sono più macchine che cristiani, se la fai qualcuno la percorre, cioè per forza, anche se ti butti in mare una boa, qualche granzo si tacca sotto, non serve mettere l'esca, cioè voglio dire, non è che ci venite a dire che la fanno, chapeau, cioè, avete fatto un po' di struttura, ma neanche altro che nessuno va. Ma il fatto che quell'opera impatta così tanto nel dibattito politico per i motivi che non condividiamo ma sappiamo che ci sono e sulla parte economica vuol dire che quell'opera ha sacrificato sotto l'aspetto infrastrutturale le scelte dei prossimi 35 anni che ci restano. Perché altrimenti dovete dirmi, se non a parte le vostre passerelle e le vostre promesse, quando mai avete fatto una battaglia sulla Romea? Quando mai avete fatto una battaglia? L'ultima notizia che io ho di Romea è a 30 giorni prima del voto che il vecchio assessore, l'assessore De Berti, venne in consiglio comunale a Chioggia e disse: ve lo prometto io, prima del voto ci sarà il progetto che condivideremo. Io non ho visto né progetto né Romea. Sì, tra l'altro, consigliera, scusi consigliera, non intervenga, non parli sopra. Ma adesso pure segno di vitalità. No, se dopo se è un fatto personale poi chiede la parola. Però, di vitalità. Consigliere, tenga un po' il tono adeguato all'Aula, grazie. Se non arrivare prima un passo indietro, altro elemento sicuramente di carattere poco pratico, visto che non ha portato a niente, se non una grande riunione alle grandi stazioni, dove furono convocati tutti i sindaci, i parlamentari, i consiglieri regionali di maggioranza, di minoranza, dove uno ci dice... C'era quella volta l'assessore De Berti, l'ingegner Delia, c'era il sindaco Brugnaro, dove ci dice: guarda, facciamo tutti un passo indietro e facciamo un progetto che non crea impatto nel territorio, anzi, cancelliamo l'idea che c'era prima dei progetti, facciamone uno insieme che non crea divisioni. Mi ricordo che fu chiesto di sottoscrivere anche un protocollo, che ricordo bene che il sindaco Brugnaro non lo ha sottoscritto, perché ha detto: scusa, mi chiamate per una riunione, mi chiedete per scrivere sto documento che tutti ci impegnavamo. Adesso già qua, no, la Regione Veneto ha bisogno delle firme di tutti per chiedere la Romea, va benissimo, ma da quella riunione a oggi cosa è stato fatto per la Romea? Cosa è stato fatto da quella riunione a oggi per la Romea? Perché sapete qual è l'unica cosa che voi sapete fare? E vi riesce male dire che la Romea non viene fatta per colpa di quelli del PD, ma siccome qua non governiamo un piffero, dovete dirci dov'è la colpa che noi abbiamo a non voler fare la Romea. Dovete dirci dove noi non vogliamo, perché mi pare che quando avete fatto la pedemontana o sulla Treviso Mare poco vi preoccupate della posizione di qualche sindaco che non è d'accordo. Solo che quelle le avete volute fare, la Romea no. Allora io starò in questo Consiglio, se non si va a casa prima e se avrò la salute, altri 4 anni e mezzo e tutti i consigli e sordirò schiacciando i bottoni e ricordando ogni giorno le vittime che ci sono
mensilmente sulla Romea, perché quella è una vergogna nazionale che deve riguardare tutti e non si può derubricare nello scontro politico. E mi fa piacere se qualcuno sorride. Andate a dire che sorridono i genitori di quel ragazzo di 20 anni che è morto, visto che quando parliamo di strade sicure si sorride. Mi fa piacere che si sorride. Andatelo a dire a noi che la facciamo 2 volte al giorno se ci va bene, 4 volte se ci va male, che ogni volta sai quando parte e non sai quando torni. Quella è una vergogna nazionale. Allora, è possibile che in questo Consiglio, se non è la minoranza a parlare di Romea, sono 6 anni che non ne parliamo, se non vedere che adesso ogni tanto quando c'è un'accelerazione di problemi qualcuno dice chiederemo il Consiglio, mettiamoci d'accordo. Oh ragazzi, è il vostro segretario del partito, sei il ministro delle infrastrutture, e sta regione è governata da un presidente della Lega. Ma cosa vi serve che vi dobbiamo dare l'ok per dire che quella strada venga fatta? Ma no, è colpa del PD, perché se c'è un sindaco del PD che non vuole che tu passi dentro una curva di casa sua, un'opera che riguarda 2 regioni, è colpa del sindaco del PD, poveri. Pensate colleghi quanto potere abbiamo e non riusciamo ad esercitarlo, dovremmo ricordarcelo di più. E allora cari colleghi, il problema è la pedemontana e i suoi costi, sì, ma il problema è anche che non parlate più del futuro infrastrutturale del Veneto. Vi ricordo che ci sono arrivate critiche dal sistema produttivo, dal mondo produttivo, come osservazioni e bilanci, che ci dicono che mancano i collegamenti est-ovest, che sono quelli delle nuove tratte commerciali e dello sviluppo. E noi su questi non abbiamo est-ovest. Ce l'hanno detto quelle osservazioni. Lo citiamo anche noi nel PRT, Barbisan. La criticità di collegamenti la citiamo anche noi nel PRT regionale per quanto riguarda quegli assi. Ma detto ciò, non si parla di nient'altro? Io un po' di idee le avrei, c'è l'Arzaron, c'è la SR11, c'è l'SP59, quella che va a Caorle, San Stino, c'è la Romea, c'è Autostrada del Mare, che dopo la soluzione possa essere quella o un'altra è un problema vero, ma oggi non parlate più di Romea, sapete parlare solo di pedemontana per difendervi dai conti negativi che ogni volta votiamo in bilancio. Avete ipotecato il futuro infrastrutturale del Veneto per i prossimi 35 anni e se io ho torto non dovete dirmelo con le parole, perché sapete qual è la differenza? Che voi dopo 10 anni che avete amministrato la Romea è ancora lì e non è fatta, ma di cose ne avete dette tantissime. Allora la verità è che voi sarete più bravi a improfumare e camuffare la notizia, ma la Romea, governate sta regione da 30 anni, avete il vostro segretario che è ministro delle infrastrutture e pensa al ponte e non pensa alla Romea. È un dato o no? Che il ministro delle infrastrutture pensa al ponte sullo stretto e non pensa alla Romea che è una vergogna nazionale. È un dato o se lo sta inventando Montanariello? È un dato o no? Allora colleghi, è inutile che qua ci erigiamo sempre a quelli che hanno ragione. Dopo 30 anni che governate la regione, in particolar modo gli ultimi 10, non avete più alibi per venirci a dare notizie. Politicamente non c'è più credibilità quando ci promettete alcune cose. Non c'è più credibilità. Cosa volete venire a dire? Adesso faremo la Romea? Adesso faremo la Romea? Madonna, non ce l'avete fatto quando eravate in giunta, quando c'era il presidente più amato d'Italia? Ce la volete fare adesso? E nella fa poverin Stefani che è appena arrivato la Romea? Chiediamo tutte le colpe a quello che è appena arrivato, così resta col cerino in mano all'ultima ruota. Detto ciò, provo a riprendere il filo. Guardate che sulla sanità io vi lancio la provocazione che vi ho lanciato l'altra volta. Siccome nel dibattito politico siamo bravi tutti a dare la notizia, a spararla, a dire l'eccellenza, a chi arriva per primo, io chiedo, Presidente, che si faccia, io la rilancio la mia provocazione, mettiamoci un giorno, il giorno che volete voi, l'orario che volete voi, nell'ospedale che volete voi, nel CUP che volete voi, ci mettiamo un cappellino, magari no, non ci conosco, a parte che personalmente non mi caga nessuno, figurati se mi riconosce qualcuno, e andiamo dai cittadini e gli diciamo: scusa,
Dicati 5 tutto bene a sanità, è giusto, è vero che non che sei liste d'attesa, andiamo a chiedere ai cittadini, andiamo, decidete voi un ospedale un giorno, ci mettiamo un cappellino, se non lo fate voi lo faremo noi come minoranza e andiamo a intervistare i cittadini, o magari chiederemo il consenso prima che non si apriamo anche una denuncia, e diciamo scusa ma tutto bene, ti dà la visita. Scommettiamo che ci dicono che uno hanno detto che lo richiameranno, che uno gli hanno dato 1 anno e mezzo, che uno l'hanno mandato a 50 km da casa senza avere le corriere, perché da noi le corriere si fa dove che si ciappa schei, visto che come regione non chiediamo uno scheo, perché questa è la verità, e scommettiamo che ci dicono loro che la sanità funziona diversamente da come ci dite voi? Scommettiamo, Riccardo, che se li andiamo a intervistare la voce dei veneti è diversa dalla voce della giunta che rappresenta i veneti? Scommettiamo? Proviamo ad andare dove c'è un medico di medicina generale che ha la coda fin setta, adesso neanche più perché ormai dopo il Covid nessuno ha pensato di dire è rimasto che si prenota così. L'altro giorno c'era una signora che mi diceva in un paese della Riviera, Roberta, che manca il medico, gliel'hanno assegnato all'interno dello stesso distretto, quindi tu puoi. Ma questo che da fare 20 km attraversare la Romea per andare a torre le pillole della pressione, mica per andare a fare una visita a sua scelta. Allora questa è la sanità che funziona? Perché avete detto che tanto il medico l'avete fornito? Auguri, se questa è la sanità che funziona dobbiamo avere il coraggio di dire che ci sono delle cose in questa regione che stanno smettendo di funzionare e noi dobbiamo lavorare insieme per farle funzionare, ma finché ci continuate a dire che va tutto bene, oggi scopriamo anche che a Pedemontana funzionano le un debito, le un'opera di investimento di lungimiranza, mi penso che dopo di questo, signori, ne manca solo di dire, e non faccio esempi se no dopo posso essere frainteso, ma abbiamo toccato il fondo del dibattito. E chiudo dicendo che non è come ci dipingono che da una parte c'è chi ama il Veneto e dall'altra ci sono quelli là che parlano male del Veneto, ci sono i guastatori, ci sono gli sfigati, ci sono quelli che non li... L'altra volta dai banchi della scorsa legislatura, dai banchi della Giunta qualcuno diceva perché voi non amate il Veneto, perché noi siamo quelli che gli vuole bene. No. C'è semplicemente chi ha costruito queste condizioni politiche, Presidente Lanzarin, e deve difenderle, perché anche a me, se ho fatto 10 anni l'assessore alla sanità, posso dire che sei le liste d'attesa, posso dire che sei le liste d'attesa, se ho fatto 10 anni l'assessore ai trasporti, posso dire che a Pedemontana è sbagliata, dai ragazzi, sarebbe come dire a un oste che ci dica se il suo vino è buono o no. Anche perché se quel vino non fosse stato buono ed eravate coerenti, vi dimettevate dalla Giunta. Siccome l'avete difesa quella cosa e l'avete portata avanti, vuol dire che la condividete, se no uno si dimette e dice vado via, non condivido, mi dimetto. Qui c'è chi, vi piaccia o no, ha il coraggio, anche per mandato politico, essendo noi minoranza e voi maggioranza, di dire le cose come stanno con la vista di chi vede un'altra parte di Veneto. E se difendere gli ultimi, se difendere i fragili, se difendere chi non prende lo stipendio da consigliere regionale che si può pagare la visita medica privata, se difendere chi non prende lo stipendio da consigliere regionale e non si può pagare la badante privata o i costi delle casse di riposo, se difendere chi non ha i soldi per andare a lavorare con la propria auto perché hanno stipendi ormai da fame dappertutto, non solo qui, vuol dire essere sfigati e noi preferiamo essere sfigati ma difendere quella parte di Veneto che sono gli ultimi e voi volete far finta che per dire che il Veneto è eccellente gli ultimi in Veneto non esistono. Avete mai sentito parlare degli ultimi in quest'Aula? Si parla sempre delle robe belle. Gli ultimi non esistono. La gente che perde il lavoro non esiste. La gente che non si può curare in Veneto non esiste. Devi vedere la televisione, in Veneto non esiste. Allora noi saremo polemici, pretestuosi, appellateci come volete, ma noi penso che fino all'ultimo fiato, l'ultimo centimetro di forza che avremo in corpo, dateci pure degli sfigati, ma se difendere gli ultimi e quelli che fanno fatica a sbarcare la giornata tutti i giorni vuol dire essere sfigati, io sono volentieri uno sfigato.
Grazie consigliere, sempre con un richiamo ai termini per l'aula in cui ci troviamo. Grazie consigliera De Berti. No, ho capito, però insomma, consigliera De Berti. Grazie Presidente, solo perché sono stata chiamata in causa. Allora, innanzitutto che rimanga a verbale che molte delle cose dette dal consigliere Montanariello non dico che sono false, perché non mi piace dare del falso alle persone, ma non sono corrette, e raccontarle a suo piacimento è anche comodo, però capisco che facciamo politica. Poi al consigliere Montanariello dico che se lui si batte per tutti coloro che non hanno lo stipendio da consigliere regionale, l'indennità da consigliere regionale la può anche offrirla in beneficenza a chi ne ha bisogno. Per quanto riguarda la Romea, consigliere Montanariello, noi siamo d'accordo su una cosa che io ho sempre detto e non ho paura di essere smentita, che sulla Romea non è stato fatto abbastanza, ma non da questo governo, dove devo dire con il ministro Salvini almeno è entrata nel contratto di programma di ANAS, ma da tutti i governi, da destra e sinistra, e abbiamo depositato una mozione anche per questo, per farla diventare la priorità del Veneto. Guardi, io sulla Romea, quando ci sono... Sì, volevo essere sicura che mi ascoltasse, altrimenti sì. Grazie consigliere Luisetto. Sulla Romea, di fatto, noi ci troviamo che io non sono mai intervenuta in occasione degli incidenti che ci sono, per rispetto, delle famiglie che hanno perso. Io l'ho sempre detto, se io avessi i miei figli che percorrono la Romea tutti i giorni avrei i brividi. Per questo io ho sempre detto che la Romea è la priorità ed è necessario metterla in sicurezza in sede e fare le varianti dove le varianti vanno fatte, ok? Allora, stiamo parlando di una infrastruttura che vale qualche miliardo, non di un'infrastruttura che in 224 e in una zona anche molto delicata. Però non mi venite a dire che la Regione del Veneto o l'ex assessore non ai trasporti in questo caso, ma alle infrastrutture, perché quando parliamo di strade sono le infrastrutture, non ha fatto nulla, perché quando a Chioggia c'era ancora il sindaco Ferro, quindi lei si ricorderà bene, consigliere Montanariello, di quali anni stiamo parlando, dopo l'ennesimo incidente io feci un incontro con governo di sinistra, io feci una video call, eravamo in pieno Covid, era a febbraio, con tutti i sindaci interessati dalla Romea e chiesi a loro il supporto per fare la battaglia sulla Romea e sulla variante alla Romea, che ricordo bene dissi non è la Romea commerciale, ma ragioniamo su una variante alla Romea, e tutti i sindaci, ripeto, tutti i sindaci mi dissero non la riteniamo necessaria. Quando io andavo giù al Ministero e parlavo della Romea e della variante alla Romea, che non era la Romea commerciale, la struttura tecnica del Ministero mi diceva: assessore, io non posso parlare di Romea al Ministero, semplicemente per un motivo, perché è un argomento che non può essere trattato, perché il territorio non vuol sentire parlare di variante alla Romea. Allora, quando la De Berti usciva e diceva serve una soluzione definitiva alla Romea, il giorno dopo, considerando che io ero da sola che dicevo questa cosa, i sindaci del PD, uscivano e dicevano che la Romea non era necessaria, la variante alla Romea non era necessaria. Allora, a me sta bene tutto dire che non è stato fatto abbastanza per la Romea,
Sono d'accordo, da destra a sinistra non me ne frega niente, è un'infrastruttura che va messa in sicurezza e deve prima di qualsiasi altra. E quell'incontro che facemmo a Grandi Stazioni era proprio un incontro con parti sindacali, associazioni di categoria e comuni per condividere che la Romea doveva essere una priorità e superare l'opposizione che qualche anno prima i sindaci mi avevano detto che la variante alla Romea non volevano. È vero che Brugnaro quell'intento non lo sottoscrisse, ma non lo sottoscrisse semplicemente perché lui aveva diversi problemi di accesso infrastrutturale a Venezia e le battaglie su cui Brugnaro era impegnato erano molteplici e non riteneva di tenere solo aperto il fronte della Romea. Quindi io ritengo che per rispetto di tutte le famiglie che hanno visto una tragedia sulla Romea, più che dire è colpa di Tizio ed è colpa di Caio, visto che tutti hanno avuto le loro responsabilità, questo Consiglio comunale, questo Consiglio regionale dovrebbe fare una battaglia all'unanimità richiedendo a gran voce che sulla Romea, e c'è una finanziaria che arriva e viene avanti, vengano stanziate delle risorse per procedere con il raddoppio del rettilineo nella parte del rettilineo. La ANAS ha fatto il DOCFAP sia del raddoppio del rettilineo sia della variante di Chioggia, però una volta scelta la soluzione progettuale idonea, poi bisogna fare la battaglia perché i finanziamenti vengano stanziati. Se rimaniamo qui a perdere tempo, a scazzottarci tra di noi su chi è colpa o chi non è colpa, non andremo da nessuna parte. Se facciamo una battaglia all'unanimità, e secondo me la Romea da veronese, lo dico che la Romea deve diventare la battaglia dei prossimi 5 anni, allora forse la differenza la facciamo. Allora, mi chiede la parola per fatto personale il consigliere Montanriello, adesso spiegherà qual è l'elemento che ha portato a questa richiesta, però vi chiederei cortesemente che non diventi un dibattito a due, ma torniamo a lavorare nel merito del provvedimento perché abbiamo tantissimo lavoro da fare anche nei prossimi giorni. Quindi può spiegare la richiesta per fatto personale? Grazie. Intanto, Presidente, chiedo a lei di essere trattato alla pari di tutti gli altri consiglieri e non mi pare che quando la Presidente De Berti ha chiesto il fatto personale gli ha chiesto di spiegarglielo. No, però scusa, l'abbiamo chiesto tutti e due, fatti personali. No? Quindi intanto No, non ha chiesto fatto personale, è intervenuta nel tempo del regolamento. Scavalcando la graduatoria? No, si sono cancellati i suoi colleghi. Bene, comunque... Si sono cancellati i suoi colleghi. Intanto, iscritti. sì, primo lato, ecco. Consigliera, se lei ritiene che quello che ho detto abbia delle falsità, me lo dimostri in quest'Aula. Io persino le foto che vi siete fatti con tanto di comunicato. No, mi scusi, guardate. mi deve spiegare qual è il fatto personale. Sì, che ha detto che ho detto delle cose non vere. Ok. Allora, per fatto personale, no. De Berti però... ha detto che ho detto cose non vere e mi ha urlato bugiardo fuori microfono avanti la porta quando ho detto che siete venuti in Consiglio Comunale a Chioggia prima del voto a dire che ci sarebbe stata prima delle elezioni una progetto. Guardate, c'è anche la foto che vi siete fatti con tanto di comunicato e se mi date tempo vi porto anche la diretta di Chioggia News. Intanto, quindi dimostratemi dove ero bugiardo, perché in vita mia io ho fatto tutto ma bugiardo non sono stato mai. Forse avrei fatto più carriera se non fossi stato bugiardo. Secondo elemento, ha commesso un errore, mi permetta di dire. Lei, quando c'era Ferro, non ha fatto tavoli con noi perché il PD, come la Lega e come Fratelli d'Italia, che oggi erano l'opposizione del sindaco Ferro. E lo so bene perché penso di avergli fatto un po' di denunce. Terzo, le varianti che lei dice... Dovrebbe dire per onestà intellettuale a chi ci ascolta che una delle varianti prevedeva lo squarcio del bosco Nordio e le altre due varianti che insieme a quelle non hanno avuto problemi ambientali, quella di Lugo, di Lughetto, quel raddoppio che è previsto lì, nonostante finanziato da 10 anni,
è ancora fermo e non è partito neanche quello. Allora vuol dire che io ci credo che ci avete messo tanto impegno per lavorare sul tema della Romea, ma se i risultati sono questi, forse è meglio che ci provi qualcun altro se il massimo dell'impegno ha portato questi risultati. Grazie consigliere. La parola al consigliere Dalla Pozza e poi Cunegato. Ma stretto così in mezzo tra Montanariello e Cunegato, i colleghi, non farò una grandissima figura, ma cercherò di essere pacato e di dire ugualmente le cose. Beh, devo dire che un dibattito che era partito fin troppo lentamente forse si è rianimato nel pomeriggio e mi ha fatto piacere ascoltarla, collega Calzavara, perché lei ha fatto una fotografia di quello che è l'andamento di questa regione dal 1995 sostanzialmente ad oggi, una regione che avete governato ininterrottamente con un modello di sviluppo che è un modello di sviluppo certo apprezzato dall'elettorato. Io non so se poi alla fine l'elettore soffra di una sorta di sindrome di Stoccolma per cui ama il proprio carceriere. È un po' come quando abbiamo il lamento per i centri storici che si spopolano e chiudono le attività commerciali, ma poi gli stessi che si lamentano della chiusura dei centri storici sono quelli che alimentano le grandi piattaforme di e-commerce non andando ad acquistare nei negozi fisici. Però quello che lei ha detto tradisce un problema, e cioè che il modello di sviluppo di una regione non è fatto per intercettare solo il voto degli elettori. È fatto anche per dimostrare in che modo si intende sviluppare la regione e i danni, che magari non si vedono subito perché vengono coperti dal voto dell'elettore, i danni poi si misurano nel lungo periodo. E quando voi avete, perché poi lei ha fatto riferimento ai meriti dei 10 anni in cui è stato parte della giunta Zaia, e ci mancherebbe altro che lei non rivendicasse i risultati di un periodo in cui ha amministrato una regione. Ma se poi alla fine dobbiamo certificare che 7.000 under 35 se ne vanno ogni anno dalla nostra regione, un problema c'è. Allora a me piacerebbe, mi sarebbe piaciuto che e mi piacerebbe anche che in futuro venisse fatto, al di là delle lune di miele che ci sono o non ci sono, forse lei confonde un rapporto onesto tra la minoranza e la maggioranza che oggi governa la regione con qualcosa di diverso. Noi discutiamo, no, non ho detto questo, non faccia l'esegesi delle cose che sto dicendo. Sto dicendo che è un rapporto onesto quello che abbiamo in questo momento con la maggioranza che governa, riconoscendo il ruolo della maggioranza e della minoranza, ciascuno con le proprie caratteristiche, ma discutiamo qui di quello che è un modello di sviluppo della regione, la stessa regione alla quale tenete voi e teniamo anche noi, perché anche questo è un refrain che spesso tentate di metterci in bocca, e cioè che questa sia una regione alla quale noi non vogliamo bene. Questa è una regione alla quale noi vogliamo bene, ma se poi divergono le ricette sul come si amministra la regione, credo che questo faccia parte della democrazia, di quella bella cosa che si chiama ancora democrazia. E se noi oggi diciamo che la pedemontana veneta produce un buco, e uso questo termine, da 50 milioni di euro all'anno, non vuol dire che non la prendiamo, non vuol dire che per coerenza non dobbiamo più andarci sopra, ma ci poniamo il problema, ad esempio, di tutte quelle amministrazioni locali
su cui è stato comunque scaricato traffico, ugualmente perché il costo della pedemontana non consente a tutti di utilizzarla. Andate a dirlo alle amministrazioni locali a cui era stato promesso di poter utilizzare la pedemontana gratuitamente nei tratti stradali, compresi nei territori comunali interessati dal passaggio della strada. Guardi, io me la ricordo molto bene, ero nel consiglio di amministrazione dell'Ato Bacchiglione quando arrivò il progetto della pedemontana, non c'erano nemmeno le vasche di prima pioggia per raccogliere eventuali sversamenti lungo quella strada. Quindi non è un'infrastruttura che è nata perfettamente. Oggi la pedemontana certo rappresenta un'utilità per una parte del territorio, ma per una parte del territorio non ha risolto i problemi. Io le posso garantire che ho colleghi del mio precedente lavoro che utilizzavano la pedemontana nei tratti dove c'era lo sconto di pedaggio e che poi riuscivano andando comunque ad ingolfare la viabilità ordinaria. Dovremmo parlare del modo con cui le infrastrutture nella nostra regione sono state realizzate, ne ricordo altre, la Valdastico Sud, certo perfetta per aver sgravato una parte della Riviera Berica, ma sicuramente oggi con volumi di traffico che non sono sufficienti a dire che quella è un'infrastruttura che è nata ed ha bene e ha avuto uno sviluppo utile per tutta la collettività, e potremmo andare avanti citandone altre. Dall'altra parte posso dire che negli anni avremmo potuto, e guardo la consigliera De Berti con cui nel suo passato da assessore alle infrastrutture e nel mio passato da assessore ai trasporti del Comune di Vicenza ci siamo incrociati sui temi della Vicenza Schio, ad esempio, infrastruttura che a quell'epoca, quando c'era un accordo tra Regione Veneto e RFI, avrebbe potuto avere una spinta maggiore per la soppressione di alcuni dei passaggi a livello, ma sono scelte politiche. Avere alla fine un avanzo di amministrazione può essere un merito, ma può essere anche un demerito, ma non coglie quello che è il dato politico, ovvero che modello di sviluppo è stato dato a questa regione nel corso degli ultimi 30 anni in cui il centrodestra ha governato. Ve ne accorgerete fra una settimana, quando vi troverete nuovamente ad affrontare il tema della siccità. Fra una settimana, quando vi troverete le temperature in Veneto che arriveranno a toccare i 37-40 gradi, andate a vedere le foto oggi dello stato in cui versano molti dei torrenti di pianura del Veneto. Oggi andate a chiedere agli agricoltori la settimana prossima da dove pomperanno l'acqua. Andate a chiederlo nelle zone costiere dove il cuneo salino sta risalendo le foci dell'Adige e del Po, con che cosa irrigheranno i campi. E questo non è altro che la conseguenza di un modello di sviluppo che è sbagliato e sul quale al di là del premio elettorale, sarebbe bene che ci fosse anche una presa di coscienza che non tutto è andato bene. Dire che abbiamo portato a casa le Olimpiadi e va tutto bene, non tenendo conto degli effetti che possono esserci a medio e lungo termine, ma che non diciamo noi, ma che ve li ha raccontati la Corte dei Conti qualche giorno fa, a meno che non pensiate appunto che ci sia una modalità di colloquio tra noi e la Corte dei Conti che porta la Corte dei Conti a dire le cose che diciamo anche noi. Dire che per la Pedemontana Veneta va tutto bene e che va bene che ci siano 50 milioni di euro di contributo che la Regione deve dare, chiamiamolo così, vede,
io sono d'accordo che il pubblico debba fare molto, ma il pubblico deve fare molto se è utile. Potremmo discutere a lungo se era la soluzione migliore dal punto di vista trasportistico e infrastrutturale. Oggi mi piacerebbe che lo stesso discorso venisse fatto a livello nazionale sulla questione del ponte sullo Stretto di Messina, che sta drenando risorse anche per la nostra regione sulle infrastrutture. E mi piacerebbe che ci fosse una presa di coscienza su questo da parte di tutti e che dicessimo tutti assieme che il Veneto dal punto di vista infrastrutturale non può essere impoverito da un'infrastruttura della quale non conosciamo, perché l'iter è talmente lungo e talmente accidentato che siamo portati a poter dire forse che invece lo sappiamo qual è l'esito di quell'infrastruttura lì, da un'infrastruttura di cui non conosciamo ancora il beneficio per l'Italia. Eppure in questo momento qui di sicuro ci sono 20 regioni o province autonome in Italia che soffrono di un deficit di risorse infrastrutturali per il fatto che quell'opera sta drenando risorse. Non possiamo dire che tutto va bene, ma lo diceva bene il consigliere Montanariello prima, che tutto va bene dal punto di vista del trasporto pubblico quando questa regione ha fatto una scelta politica che è quella di impegnare risorse in minima parte ed è grandemente dipendente dai fondi del Fondo Nazionale Trasporti. È una scelta politica anche questa, è stata fatta una scelta a favore del trasporto privato e qui non c'entra il bravo e anche sognatore consigliere Masolo che aveva tutto il diritto di raccontare un modello di Veneto diverso nel quale tutti vanno in bicicletta, ma dall'altra parte la scelta che ha fatto questa regione negli ultimi 30 anni è stata questa. Dal punto di vista del consumo di suolo, io cito il suo intervento perché è stato un intervento che giudico positivo, perché finalmente è stato un intervento politico di difesa di un decennio di amministrazione Zaia. Non si può dire che il consumo di suolo nel 2050 si azzererà, quando in tutto il periodo che abbiamo avuto precedente il consumo di suolo invece è schizzato ai massimi livelli. Abbiamo prodotto PIL? Abbiamo prodotto PIL, certo, ma a che costo? Perché poi se lei va nel Basso Vicentino o nell'Ovest Vicentino a chiedere a che costo è stato prodotto quello sviluppo economico, le risponderanno coloro che hanno bevuto per anni acqua contaminata dai PFAS. E forse glielo diranno fra qualche anno coloro che nella parte nord del Vicentino berranno acqua contaminata dai PFOA determinati dagli acceleranti utilizzati per la realizzazione della Pedemontana Veneta. C'è sempre un equilibrio da rispettare e c'è sempre qualcosa che può non essere andato bene. Noi oggi abbiamo preso atto, ma l'ha detto lei nel suo intervento, che gran parte degli interventi non hanno visto la presenza, adesso arriveranno sicuramente le truppe in soccorso, non hanno visto la presenza dei capigruppo di maggioranza. Non hanno visto la presenza di gran parte della Giunta, non hanno visto la presenza del Presidente ed è già la seconda volta che accade, perché lo abbiamo visto anche al momento del bilancio 2026. Io vi do solidarietà, io ve la do la solidarietà, perché la continuità tra un'amministrazione regionale e l'altra è evidente. Ma io avrei difeso con la presenza in aula un lavoro fatto per 10 anni, giusto o sbagliato che sia, che è quello che ha garantito a questa maggioranza oggi di essere ancora maggioranza e a noi di essere purtroppo minoranza. Io credo che, al di là del fatto che ringrazio gli assessori che sono rimasti presenti dall'inizio alla fine, stoicamente, non lo so se sia stoicamente, però sicuramente hanno fatto il loro dovere
e lo apprezzo in ogni caso, tirando un po' le orecchie invece agli altri. A me il mio vecchio sindaco mi aveva insegnato a rimanere in aula dall'inizio alla fine e possibilmente anche un vecchio sindaco che poi qui dentro è stato per 13 anni consigliere regionale, Achille Variati, e anche a prendere appunti, normalmente non per dar l'impressione di aver ascoltato, ma per poter rispondere alle cose che erano state dette in aula, per rispetto di coloro che in aula ci stanno, per rispetto di coloro che sono stati mandati in aula dai cittadini veneti. E quindi, non dico stoicamente, però dico che lo reputo in ogni caso un segno di rispetto nei confronti del Consiglio regionale che è convocato. Però, e con questo concludo, non c'è... Sì, a un certo punto vi libero anche della mia presenza. Non si preoccupi, non c'è alcuna luna di miele in atto tra maggioranza e opposizione. Non c'è nulla di tutto questo, anzi talvolta soffriamo anche noi del fatto di essere legati in qualche modo nell'immaginario con una sorta di consociativismo alla maggioranza che governa, ma la nostra posizione è evidentemente contraria al modo di procedere di questa maggioranza, così come lo è stato nei confronti della maggioranza che voi rappresentavate quando eravate assessori della giunta Zaia. Il nostro modello di sviluppo è un modello di sviluppo antitetico al vostro. Noi abbiamo in mente mettiamo la parola sostenibilità non perché ci piace metterla, ma perché ci crediamo, perché riteniamo che la sostenibilità dello sviluppo sia il modo con cui si può crescere ed è il modo in cui, visto che prima è stata citata l'Emilia-Romagna, noi possiamo anche fregarcene dell'Emilia-Romagna, non ci interessa, a me non interessa, però guardo ad altri modelli di sviluppo in altre parti d'Europa dove si è riusciti a coniugare lo sviluppo con la sostenibilità, avendo anche un prodotto interno lordo regionale elevato. Quindi non è detto che il nostro modello debba per forza di cosa essere un modello di regione governata dallo stesso partito che rappresentiamo, dagli stessi partiti che rappresentiamo, però abbiamo in mente un modello di sviluppo diverso, continueremo per questi 4 anni a ripeterlo, continueremo a dire che la superstrada pedemontana veneta produce un deficit per la nostra regione che toglie risorse per altre infrastrutture, per altri investimenti, continueremo a dire, e lo abbiamo fatto, ma avremo modo di... Grazie Presidente. Ma avremo modo di dirlo anche durante la discussione sull'assestamento di bilancio, che per noi esiste un modo diverso di governare la Regione. Troverete una manovra emendativa all'assestamento di bilancio che rispecchia quella che abbiamo fatto in sede di bilancio previsionale, non è che cambiamo le carte in tavola, diciamo le stesse cose perché sono le cose in cui crediamo, sono il nostro programma elettorale che abbiamo portato avanti durante l'autunno scorso e che proseguiremo comunque a riportare anche nelle prossime discussioni. Avremo al termine di questa, sicuramente cominceremo con l'aggiornamento del DEF e il nuovo bilancio, le toccherà, Assessore, ascoltare nuovamente la litania delle nostre proposte, però continueremo a dirle con convinzione e considerando il modello di sviluppo di questa regione amministrata dal centrodestra diverso e sbagliato rispetto a quello che abbiamo in mente noi. Grazie. Parola Cunegato. Allora, per
l'ordine dei lavori e l'organizzazione dei lavori. Abbiamo ancora 3 interventi fino a questo momento, Cunegato, Corazzari, Sambo. Dopodiché, se si chiude la discussione, avremo le repliche degli assessori che intendono intervenire. Da lì si apre il voto articolo per articolo, quindi tenete conto che abbiamo una serie di attività. No, finché c'è la discussione il tempo rimane. No, quando è chiusi no, chiaro. No, capiamo. Questo per farvi capire, io ve lo sto dicendo perché rispetto alla previsione, scusate, rispetto alla previsione della durata dei lavori di oggi, che era l'orario delle 18, dobbiamo capire fino a dove arrivare e dopo riprendere domani mattina. Intanto partiamo con l'intervento di Cunegato. Grazie Vicepresidente. Scusi, Cunegato sull'ordine dei lavori della Pozza. Prego. Sì, ci sono. Presidente, vorremmo aver chiarezza per cortesia sul fatto che la discussione prosegue fino a, cioè senza orario, oppure se c'è un orario di termine, perché gli accordi... Sarebbe alle 18 l'orario di termine. Quindi... Però possiamo stare anche qua fino a stanotte. No? Sì, ma scusi, lei sta presiedendo lei i lavori, quindi chiediamo a lei... La previsione d'orario è alle 18. Quindi alle possiamo 18... sforare, è chiaro che se Cunegato parla mezz'ora, non è che lo interrompiamo alle 18.00. Domani si riprende da dove si interrompe, è chiaro. Prego. Grazie Vicepresidente Rucco. Io direi che ringrazio Calzavara perché il suo intervento io credo sia stata una bomba, anzi forse non una bomba, forse quella scintilla che ha fatto esplodere una polveriera. Calzavara è un po' come Gavrilo Princip che fece l'attentato a Francesco Ferdinando il 28 giugno 1914. Nel senso che erano già chiare le concause, ma quella scintilla fece incominciare la guerra mondiale. Perché dico questo? Perché l'intervento di Calzavara fa emergere chiaramente che questa maggioranza è disunita. C'è una frattura importante ed evidente, è emersa sempre, ogni volta che c'è da trattare migliaia di ore di pausa tra la Lega e Fratelli d'Italia, e poi evidentemente c'è una frattura importante, evidente, che Calzavara ha reso adesso manifesta apertis verbis, tra la Lega Zaiana e la Lega Salviniana. Perché Calzavara dice che c'è un'assenza di capigruppo, queste sono parole forti, no? Quindi Barbisà e Porgia non intervengono a difendere quello che sente un suo, di fatto, un suo bilancio, e queste sono parole forti, non ci sono neanche adesso, stranamente, credibile. Dopodiché Calzavara dice un'altra cosa che credo sia ancora più forte, vero? Perché critica Stefani. E lo fa nel modo in cui questa mattina, con battute non a microfono e con una mimica sempre simpatica e significativa, ha fatto anche l'ex assessore Marcato, no? Quando diceva sul sociale. No. Di fatto stava dicendo Calzavara che le posizioni di Stefani sembrerebbero assomigliare a quelle della minoranza. Io sono convinto di no e adesso cercherò di dimostrarlo. E poi Calzavara ha detto un'altra cosa, viva Zaia. No. Quindi Calzavara critica i suoi capogruppo del momento, che sono tornati, no, solo uno, e critica anche Stefani. Poi rivendica una posizione politica, e io sono contento che la rivendichi, perché io rivendico una posizione politica radicalmente opposta, e io sono contento che ci sia una... Io non sono d'accordo con voi, sono assolutamente in disaccordo con il vostro modello di sviluppo, con la vostra idea del Veneto, ma penso che solo se diciamo questo ha senso la democrazia, no?
Cioè la democrazia ha senso se maggioranza e minoranza si confrontano e confliggono nell'agone democratico perché hanno delle visioni del mondo differenti. E Calzavara ha espresso la sua visione del mondo, che in questo caso è stata anche ripresa nei giornali da Stefani, no? Tax free, cioè noi siamo orgogliosi di essere l'unica grande regione a non avere un'addizionale IRPEF progressiva, per cui chi guadagna 10.000 euro e chi guadagna 2 milioni di euro paga sempre l'1,23%. Ecco, io sono profondamente contrario con questa visione del mondo, perché io credo che la questione fiscale non sia una questione tecnica, ma sia una questione eminentemente politica. E io credo che il patto sociale che avevamo costruito stia saltando. Cioè, guardate che nel nostro paese non c'è più la progressività fiscale. Se uno va a leggerci uno studio di Rovettini, economista del Sant'Anna di Pisa, scoprirà che il 5% più ricco paga meno tasse degli altri, per un motivo molto semplice, vero? Se l'IRPEF va dal 23 al 43 e quando c'erano quei comunisti dei democristiani, nel 72 andava dal 10 al 72, cioè quando avevamo un mondo dove i diritti sociali venivano garantiti, dove c'era più mobilità sociale, c'era una tassazione molto più progressiva, ma poi noi tassiamo al 26% i dividendi, poi noi tassiamo al 21% con la cedolare secca le rendite, noi tassiamo meno le rendite del lavoro. Per cui cosa succede? Che chi sta in alto, chi è più ricco e ha più redditi da capitale che redditi da lavoro, paga meno tasse degli altri. E in questo contesto, guardate, noi stiamo andando verso un mondo che senza un patto sociale diverso lascerà sempre più persone senza diritti. Questa è la mia posizione diversa, cioè io ritengo che sia giusto che ci sia una tassazione più progressiva perché ritengo che i diritti non devono essere riconosciuti ad alcuni, ma che devono essere riconosciuti a tutti, no? Quando parlavamo del diritto alla salute, lo ricordava Gino, un tempo lo vedevamo, adesso non lo vediamo più, no, citando quella sentenza, no, del 169 del 2017 che parlava di diritti costituzionalmente necessari, cioè la Costituzione non è che dice io il diritto alla salute lo posso garantire solo ai ricchi, lo devo garantire a tutti, no? E per farlo oggi come oggi devo riscrivere un nuovo patto fiscale, se no non lo garantisco, c'è poco da fare. E questa è la differenza fra me e Stefani, cioè Stefani fa gli annunci, ma senza i SKEI, ragazzi, i diritti non si riconoscono. Lo diceva prima anche l'assessore interno, insomma, facendo un commento all'ultimo rapporto della Caritas, che è un rapporto davvero che dovrebbe farci preoccupare tutti. E allora dobbiamo avere il coraggio di dire che ci sono scelte politiche diverse, e io in questo senso penso anche al riarmo, no? Penso alla scelta del vostro governo a Roma di mettere 13 miliardi in più nelle armi l'anno scorso, poi 6, poi 13, si arriverà a un aumento in parte corrente di 30 miliardi. Ecco, il giudizio delle Olimpiadi, anche qua è un giudizio politico, chiaro. Perché è un giudizio politico? Perché quando noi andiamo a vedere qual è l'impatto di una grande opera, dovremmo sempre chiederci cui prodesse, a chi conviene questa grande opera, no? Cioè, questa grande opera migliora la vita di tutti o la migliora a qualcuno? Questa grande opera, questa grande manifestazione migliora la vita a un territorio o solo a qualche azienda? E ai più e meno fortunati la migliora o la peggiora? Beh, vi dico solo una cosa, dopo 3-4 mesi, dati nazionali, rispetto a un'inflazione dell'1,3 c'è stata un'inflazione del 4,5 in provincia di Belluno. E in provincia di Belluno dopo un po' c'è stato un aumento del prezzo delle case del 10%, quindi questo migliora la vita dei proprietari di immobili, peggiora la vita dei più poveri, cioè quelli che non hanno immobili devono comprarsi o andare in affitto. Anche rispetto alla crescita economica, insomma, non sono così convinto che si possa parlare di una crescita così poderosa dell'economia del Veneto, anzi i dati dicono il contrario, cioè la CGIA di Mestre ha detto 2023 PIL dell'Italia cresce l'1%, il Veneto 0,5%, 2024 PIL dell'Italia cresce lo 0,7%, Veneto 0,5%, l'anno scorso PIL dell'Italia 0,4%, Veneto 1%. Ma anche questo ultimo rapporto
dice una cosa interessante. Mentre l'anno scorso l'export dell'Italia è cresciuto del 3,3%, l'export del Veneto è diminuito dello 0,2%. Ecco, prima si parlava dell'Emilia Romagna, vorrei ricordarvi che l'export dell'Emilia Romagna è di 84 miliardi, con quasi 1 milione in meno di abitanti rispetto a noi, e il nostro è di 79 miliardi, mentre quello dell'Emilia Romagna cresce di 1 miliardo e il nostro cala di 191 milioni. Quindi anche questa idea di una destra che ha reso l'economia veneta in salute è tutta da giudicare. Ecco, l'idea poi che il progresso economico giustifichi il consumo di suolo infinito è un'idea dal mio punto di vista miope, perché le risorse non sono infinite e perché il suolo è una risorsa spesso non rinnovabile. Non è che se io costruisco, dopo cavo su e ho il suolo, è chiaro? Quindi noi non possiamo, ecco, su questo sono ancora in disaccordo, per fortuna con Calzavaro, uno è destra e uno è sinistra, per fortuna siamo in disaccordo. Non possiamo dire che siccome c'è crescita economica allora debba esserci ancora consumo di suolo, no? Non possiamo, come ha detto prima della Pozza, quando ci troviamo di fronte alla siccità, no, dire ma cosa è successo e poi dare il VAS per un'acqua vera, no, a San Giorgio in Bosco, altri 43.000 metri di capannoni. Perché dobbiamo avere il coraggio di uscire da un modello di sviluppo casa, strada, autostrada, capannon, casa, strada, autostrada, capannon, perché quelle risorse sono fondamentali e indispensabili, perché se adesso parliamo di siccità dobbiamo avere il coraggio di dire che il consumo di suolo è un problema per la siccità, no? Perché è ovvio che più il suolo è consumato, più l'acqua finisce poi al mare e le falde calano. E le falde stanno calando da anni, lo dice Altissimo, che è uno dei più grandi esperti. De Berti. Vedo che ha gessato oggi De Berti. Allora, anche De Berti fa un discorso, no, che se non ho capito male dice questo. Cioè De Berti dice, dopo casomai mi dirà se ho capito male, dice che noi abbiamo sbagliato perché abbiamo affermato che nel 2017, quando l'opera si ferma perché il Consorzio SIS non può più accedere alle banche, no? Perché probabilmente immagino le banche abbiano fatto dei conti e abbiano detto con quei flussi di traffico non sta in piedi l'opera. Ecco, De Berti dice non è lì che si decide di prendersi il rischio in carico della regione, ma era precedentemente il 2009. Bene, l'errore non l'ha fatto il centrodestra a guida Lega, l'ha fatto il centrodestra a guida Forza Italia, però, come dire, io credo che questo sia un errore fatto e incredibile, perché qual è il senso del project se mi assumo il rischio? Cioè, io sono contro tutti i project. Allora, se andiamo avanti, facciamo un ragionamento. No, possiamo dire che questi project, non solo questi, io penso al project di Sant'Orso che mi sto studiando, al project di Mestre, al project di Schiavonia, quelli ne riconosco poco, quello di Sant'Orso lo conosco bene. Ecco, quello sulla Piedemontana, da quello che condivide la Corte dei Conti, siamo stati un errore politico, perché in fondo alla fine, se io un'opera che costa 2 miliardi poi trasferisce al privato 12 miliardi, vuol dire che questo project è stato uno spreco di denaro pubblico, cioè un trasferimento di denaro dalle tasse dei cittadini al privato. Guardate che andate a leggervi il project di Sant'Orso, cioè, un piccolo gruppo, come dire, che fa su mano e sanità, presta 62 milioni per un'opera di 120, adesso noi per 24 anni noi gli diamo 5-6 milioni, adesso siamo arrivati a 6, solo dell'affitto dell'ospedale, no? Più per anni ci hanno affittato i macchinari, cioè 11-12 milioni all'anno per avere 60 milioni per 24 anni, questo è strozzinaggio. Allora io mi chiedo, usciamo da questa fase storica e chiediamoci anche appunto se è giusto che le opere pubbliche le faccia il pubblico, okay? Le opere pubbliche le deve fare il pubblico, cioè vivere adesso in una regione dove questa autostrada per 39 anni sarà dei privati, vivere in una regione dove il mio ospedale pubblico non è pubblico perché è di proprietà dei privati per 24 anni e mettere in moto un meccanismo
che nasce da un racconto sbagliato, no? Cioè io non condivido il fatto che meno tasse significhi meno sviluppo, era la storia che nasce con Reagan, la famosa trickle down, no? Così poi sgocciola ai poveri. In realtà la metafora era dell'alta marea, vero? Se si arricchisce il ricco, si alza la marea, si alzano gli yacht e anche i barchini. In realtà la storia ci ha insegnato che i barchini hanno fatto naufragio. Gli yacht si sono alzati e i barchini hanno fatto un naufragio. Quindi, come dire, io credo che vada ripensato intanto in qualche modo il patto sociale, perché se noi non facciamo in modo che chi ha di più dia di più, noi comunque facciamo pagare delle tasse occulte alla gente comune, no? È chiaro che noi paghiamo più degli altri nel privato perché non abbiamo l'addizionale IRPEF. Alla fine arrivi da lì, no? Perché il Veneto paga di più degli altri nel privato? È perché gli altri hanno più risorse, no? Poi facciamo una riflessione a livello nazionale, perché io credo che nella priorità sia necessario trovare più risorse nella sanità pubblica. C'è adesso un progetto di legge della CGIL che dice che dobbiamo arrivare almeno alle medie del 7,5, e poi, come dire, abbandoniamo, io credo, questa idea, anche questa privatistica dei project. Grazie consigliere. Consigliere Corazzari, prego. Grazie Presidente. Io ho ascoltato con grande piacere e interesse fino ad ora questo dibattito, che mi ha toccato su diversi aspetti, perché bene o male, sia parlando di Olimpiadi che di infrastrutture che di tematiche legate alla pianificazione territoriale, ho avuto l'opportunità di condividere le scelte con l'amministrazione dell'allora Presidente Zaia. E in particolare vorrei fare un approfondimento breve su quello che è la tematica del consumo del suolo. Allora, in tutti gli anni che ho fatto da assessore, puntualmente in sede di DEFR e in sede di manovra di bilancio, il tema del consumo di suolo ricorreva come uno dei cavalli di battaglia delle opposizioni, e naturalmente ci dovevamo confrontare con il dato di un Veneto che era ed è una delle regioni che ha visto la maggior percentuale di suolo consumato. Oggi vediamo che, secondo il rapporto ISPRA del 2025, riferito però ai dati del 2024, abbiamo un consumo del suolo regionale pari all'11,86% del nostro territorio, un dato che è inferiore solo a quello della Lombardia, poi ci sono l'Emilia Romagna ed altre regioni vicine, ma il dato è comunque un dato consolidato e che è un dato ereditato sostanzialmente da quella che è una conformazione della nostra regione, di una eredità di uno sviluppo economico produttivo, insediativo, che si è consolidato, sedimentato nel corso di molti decenni. La famosa fase di grande sviluppo dal dopoguerra ad oggi. È stato prima citato il tema della casa, area industriale, capannone e quant'altro, ed è tipico della nostra regione. Forse in altre regioni che hanno dati economici simili ai nostri c'erano altre forme di sviluppo maggiormente pianificate. C'è da dire che il dato però significativo che andrebbe posto al centro della discussione è quello della dinamica attuale, ovvero sono riusciti gli interventi normativi svolti ad invertire una tendenza? Qual è l'attuale dinamica annuale dello sviluppo del consumo del suolo in questa regione? Ebbene, tra il 2016 e il 2017, cioè ancora prima che intervenisse la legge 14 del 2017 e che questa quindi potesse cominciare a dispiegare i propri effetti, avevamo in Veneto un consumo annuo di oltre 1090 ettari. Quindi eravamo un dato ai vertici di categoria. Nel periodo dal 2023 al 2024 questo dato è sceso di circa il 40% rispetto a quel livello. Siamo attualmente a 655 ettari annui.
Possiamo guardare altre regioni che hanno dati simili ai nostri e anche una conformazione urbanistica simile e vediamo come la Lombardia sia a 768 ettari e la stessa Emilia-Romagna ci superi ampiamente con 870 ettari. Quindi questi sono dati che ho trovato di ISPRA. Quindi naturalmente noi siamo una regione che consuma suolo per le motivazioni che sono state ben esposte, ovvero siamo una regione dinamica che guarda al futuro, che vuole continuare a crescere, però c'è una tendenza che è diametralmente invertita rispetto al passato e quindi noi siamo una regione che grazie agli interventi normativi che sono stati fatti ha invertito questa tendenza. In particolare proprio l'Emilia-Romagna nel 2024 ha registrato il maggior consumo di suolo lordo regionale in Italia, superiore ai 1000 ettari. Questa inversione di tendenza non è casuale, ma è proprio il risultato di quella riforma legislativa che abbiamo posto in essere. La legge 14 del 2017 aveva introdotto una disciplina organica per una riduzione progressiva e controllata del consumo del suolo, non ideologica, come avrebbe voluto la parte di opposizione. E l'obiettivo era quello di raggiungere appunto il target europeo dell'azzeramento del consumo di suolo netto al 2050. Netto significa un saldo tra ciò che viene costruito e ciò che viene liberato di spazio in termini di rinaturalizzazione. La legge si stabilisce che l'utilizzazione del nuovo suolo debba risultare solamente una soluzione residuale, ovvero si consuma suolo quando non vi sono alternative. Beh, è chiaro che io quando ho cominciato a lavorare su questa legge insieme al Consiglio e alla Commissione ci siamo trovati di fronte al monitoraggio con tutti gli enti locali ad un quadro che era stato costruito come un abito sartoriale su quella che era l'idea del Veneto di 20 o 30 anni fa. Se vi ricordate, si pensava al Veneto, regione di oltre 5 milioni di abitanti, e avevamo un piano casa che era in pieno sviluppo e avevamo uno sviluppo urbanistico che trovava nell'espansione delle aree artigianali, industriali e abitative residenziali il modello di riferimento. Nel 2017 i piani comunali contemplavano complessivamente oltre 21.300 ettari di possibile nuova trasformazione. Questa era la strategia rispetto alla quale ogni comune, quindi parliamo di comuni di centrodestra, di centrosinistra e di ogni colore, c'era una potenzialità pianificatoria ed edificatoria di oltre 21.300 ettari. Il limite massimo che inizialmente abbiamo assegnato come regione è stato subito ridotto a 12.800 ettari, quindi circa la metà, abbiamo tagliato di circa la metà quella che era la potenzialità di consumo di suolo che vi era negli strumenti dei comuni. E poi, attraverso adeguamenti successivi, e questo è sceso addirittura a 9.300 ettari. Considerando anche la riserva regionale, la previsione complessiva al 2050 è oggi inferiore ai 9.500 ettari, quindi meno della metà delle possibilità edificatorie che risultavano programmate nel 2017. Noi abbiamo fatto questo, forse non lo abbiamo rivendicato abbastanza, ma lo abbiamo fatto. Perché? Non perché volessimo bloccare uno sviluppo, perché la nostra visione è diametralmente opposta, ma perché erano cambiate le condizioni del Veneto, era cambiato il modello di sviluppo economico e il modello di sviluppo demografico. In particolare questo vede oggi una popolazione della nostra regione sostanzialmente stabile, con alcune province che vedono invece un sensibile decremento demografico. Io parlo da polesano, il Polesine ormai ha una dinamica di decremento demografico drammatica già da molti anni. A questa disciplina del consumo del suolo si è affiancata poi la legge Veneto 2050, che non è altro che la stabilizzazione di quel piano casa che reiteravamo di anno in anno, che ha
spostato l'attenzione dall'espansione alla rigenerazione, la demolizione degli edifici incongrui, il recupero delle aree degradate, la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio esistente, crediti rivisti da rinaturalizzazione e preferenza per il riuso degli immobili già costruiti. Calzavara, che era allora presidente della commissione, parlava di densificazione urbana. Quindi noi non ci siamo limitati ad imporre dei divieti o non abbiamo immaginato un mondo bucolico e immaginifico che tagliasse le prospettive e le dinamiche di sviluppo, ma abbiamo voluto governare questo fenomeno e abbiamo costruito degli strumenti che fossero a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese, affinché diventasse economicamente più conveniente recuperare ciò che già esiste anziché costruire su nuove aree. Noi possiamo quindi dire che il suolo consumato poi va misurato con cognizione e non esiste consumo di suolo uguale ad altro consumo di suolo. Dobbiamo essere chiari su questo punto. Un conto è una lottizzazione residenziale in un territorio nel quale esistano migliaia di abitazioni inutilizzate. Sappiamo che abbiamo sommariamente, indicativamente, 500.000 alloggi sfitti nella nostra regione. E un conto è invece consumare suolo per una ferrovia, per una necessità di sicurezza, per un'opera idraulica, per un'infrastruttura strategica, per un ospedale. Tutte cose che stiamo facendo, che sono state fatte e che hanno consumato suolo. L'esempio più importante è la Pedemontana. La Pedemontana, la più grande opera pubblica viaria italiana, è completamente nel territorio regionale ed ha consumato suolo. Sì, ma lo rivendichiamo questo suolo consumato. Quindi che dobbiamo evidenziare come la vera scelta responsabile non è bloccare indistintamente ogni investimento, ma concentrare lo sviluppo nelle aree già urbanizzate, recuperare gli spazi dismessi e proteggere il terreno agricolo dai continui attacchi che subisce. Allora, il consumo del suolo è sotto varie forme. Per gli amici che sono promotori fortemente delle energie rinnovabili, vi ricordo che anche il fotovoltaico a terra viene computato come consumo del suolo. Abbiamo ogni anno centinaia e centinaia di ettari di terreno agricolo che vengono coperti da pannelli fotovoltaici. Il consumo del suolo viene computato da ISPRA come consumo reversibile per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, mentre, guarda caso, non viene computato per gli impianti agrovoltaici. Ora, questo è un criterio che si è dato ISPRA, però impianti agrivoltaici di decine e decine e decine di ettari, come noi abbiamo in Polesine, lo possiamo testimoniare, modificano fortemente il paesaggio e modificano fortemente il territorio, anche da un punto di vista delle ricadute per chi vive su quel territorio in termini, per esempio, di clima e non solo da un punto di vista della bellezza estetica. Quindi io posso dire che noi portiamo un'eredità storica che è un'eredità di un'elevata urbanizzazione e su questo tema bisognerà continuare a lavorare fortemente. L'assessore Zecchinato sicuramente sarà uno degli autori della prosecuzione di questo percorso. Non si può dire che siamo soddisfatti di vedere invertita questa tendenza e di avere però ancora dei numeri così importanti, ma dobbiamo rivendicare il risultato che abbiamo raggiunto e che ci ha visti invece fortemente criticati negli anni scorsi perché ancora non si vedevano i risultati di questa scelta, di questa inversione di tendenza. Il Veneto negli ultimi anni ha approvato discipline regionali che sono state capaci di più che dimezzare le potenzialità edificatorie e programmate nei comuni e ha ridotto sensibilmente il consumo netto rispetto ai livelli precedenti alla riforma. Quali altre regioni hanno ottenuto questi risultati? Andatevi a vedere il confronto con le altre regioni, compresa la Emilia Romagna, e vedrete che i dati del Veneto sono i dati di riferimento. Ora,
È chiaro che noi anche nella nostra legge abbiamo individuato il suolo come un patrimonio, come un valore da lasciare alle generazioni future. Il modello che ci dovremo dare per il futuro sarà sicuramente un modello nuovo, diverso, anche più flessibile, capace di vedere un utilizzo del suolo che vada incontro a quelle che sono esigenze derivanti, per esempio, al cambiamento climatico, alle continue emergenze che ci troviamo ad affrontare. Dobbiamo valutare seriamente il tema delle infrastrutture verdi, che possono essere una risposta e un migliore utilizzo del suolo, e su questo sono certo che questa legislatura farà la sua parte, e soprattutto dovremo dotarci di strumenti capaci di contemperare la cura del paesaggio, del territorio, il valore del nostro suolo con un modello di sviluppo che il Veneto ha sempre dimostrato di saper adattare alle esigenze del tempo in cui vive. Grazie consigliere Corazzari. Sambo Monica, lei la parola. Sì, grazie Presidente. Abbiamo visto adesso, insomma, nel dibattito una autodifesa in qualche modo della ex giunta Zaia, ma una assenza quasi totale, ecco, della nuovo corso, tra virgolette, dico tra virgolette, Stefani. E non condivido ovviamente nemmeno un po' la gestione precedente, però mi sembra quantomeno un po' ingrato, ecco, da parte, adesso vedo c'è Borgia per fortuna che interviene, ma almeno un po' ingrato, ecco, da parte della nuova maggioranza, ecco, non intervenire, anche perché ricordo che tutta la campagna elettorale che è stata fatta, parole del Presidente Stefani, era quella della continuità rispetto all'era Zaia, quindi quantomeno è ingeneroso e ingrato, pur non condividendo niente dal punto di vista politico. Detto questo, però, d'altra parte non condivido nemmeno le osservazioni fatte prima a microfono e fuori microfono rispetto a una presunta luna di miele e una presunta mancanza, ecco, di confronto e una presunta, ecco, accettazione, ecco, o comunque valorizzazione di temi fondamentali come quelli appunto del sociale. Detto questo, sicuramente con il nuovo corso sono state accolte e accettate alcune proposte, speriamo presto in aula, che il Partito Democratico aveva portato avanti negli ultimi almeno 10 anni di Consiglio regionale. Penso solo alla proposta della collega Luisetto sui caregiver, ma anche a quella del psicologo di base, dove mi pare ci sia una certa condivisione. Ma non perché c'è una luna di miele, badate bene, ma perché è evidente che il modello di sviluppo veneto, o comunque in generale di sviluppo della destra, ha fallito, e questo ce lo dicono anche i dati economici, alcuni sono già stati ricordati prima, ma io ricordo anche quelli ultimi di giugno, mi pare, della Banca d'Italia, che ci dicono quanto anche questa regione è in sofferenza. Allora è evidente che alcune proposte che sappiamo benissimo che poi dal punto di vista economico, sociali, incidono anche poi sull'economia, adesso vengono accolte, per fortuna direi, quindi nessuna luna di miele, ma semplicemente l'accettazione che un modello di sviluppo che non guarda all'ambiente, che non guarda al sociale, che non guarda alle donne, evidentemente è un modello di sviluppo destinato nei numeri e nei conti a fallire. E speriamo che ovviamente questa accettazione di alcune delle nostre proposte avvenga anche in merito ad altri temi fondamentali per la Regione del Veneto, e io ne cito solo alcuni. Innanzitutto l'emergenza casa, tanto per fare, non è che siamo affezionati all'Emilia, ma tanto per fare un esempio, adesso si investono per fortuna 50 milioni di euro, ma sappiamo che rispetto all'emergenza casa nel Veneto sono briciole, anche perché sappiamo che solo 50 vanno all'ERP, di fronte ad altre regioni appunto come l'Emilia che ne investono 300 milioni, quindi abbiamo uno spartiacque importante. E sono, ricordiamo, 13.000 i veneti in attesa di una casa, e sono 8.000 le case sfitte
per quanto riguarda solo le case ATER, con un incremento dal 19% al 23% delle case sfitte di proprietà di ATER dal 2022 al 2024-25, insomma comunque con gli ultimi dati. Allora è evidente che probabilmente questo modello veneto e questo modello di investimento ha penalizzato soprattutto chi è in difficoltà, chi è nell'emergenza, e poi parliamo tanto anche della questione relativa alla natalità, al fatto che i giovani se ne vanno, allo spopolamento, ma i dati ci dicono che su questo in questi anni non è stato investito nulla e non si sta ancora in questi primi mesi di nuovo, tra virgolette, governo nella continuità, investendo abbastanza. Case di riposo, evidentemente anche qui continua, diciamo, dei dati allarmanti. Io riprendo delle parole della collega Luisetto che oggi leggevo sui giornali: la cura continua ad essere trattata come una cosa privata, ecco, la collega diceva, ed è vero, sono più di 9.000 i veneti, grazie a un accesso agli atti che abbiamo fatto, in attesa ogni anno per un'impegnativa di residenzialità. E sappiamo poi che la permanenza dei nostri anziani all'interno delle case di riposo è talmente bassa che di fatto sono soggetti, insomma, fragilissimi e che trascorrono gli ultimi mesi della loro vita. Ma c'è un dato ancora più allarmante, cioè questi sono solo la punta dell'iceberg, perché sono 348.000 gli anziani non autosufficienti in Veneto. Quindi noi ci stiamo anche nelle RSA, nelle case di riposo, occupando di una minimissima parte rispetto a quello che invece è il problema assolutamente generale. Sanità, anche qui continuate a raccontare una sanità che purtroppo in Veneto non esiste. Abbiamo certamente delle eccellenze, abbiamo personale super qualificato e che nel periodo Covid, ma anche nel periodo post-Covid, ha dato tutto e continua a dare tutto anche di fronte alle gravissime carenze che ci sono all'interno delle strutture territoriali e ospedaliere, e questo lo stiamo vedendo anche con i colleghi del Partito Democratico, con il nostro, l'abbiamo chiamato insomma tour, nelle case della comunità del Veneto, ma che possiamo tranquillamente vedere all'interno anche degli ospedali, e continueremo ad ascoltare operatori e anche pazienti e cittadini. E allora su questo, tanto faremo sicuramente, come aveva consigliato anche il consigliere Montanaiello, andremo a intervistare anche, come stiamo già facendo nelle case di comunità, ma andremo anche al CUP a intervistare i nostri concittadini, ma intanto vi leggiamo alcuni cittadini che ci commentano, ecco, nelle nostre proposte, nelle nostre denunce. Lorella, una visita oculistica di controllo, chiamato più volte, nessun posto, ho parlato con URP e mi hanno chiamato e anziché farmi una visita specialistica mi hanno fatto un esame della vista, una vergogna. Poi andiamo avanti. Maria Teresa, sono in attesa di visita dermatologica da mesi, nessuno ha richiamato. Poi Luigia, in attesa di visita urologica dal 18 giugno, priorità entro un mese, dopo un mese richiamo, nessun posto disponibile, rimessa in lista d'attesa. Loretta, io avevo la prescrizione di una risonanza spalla a 30 giorni, nessun posto, arriva la prenotazione a 60 giorni sostanzialmente. Ho richiamato il centro unico di prenotazione, risposta non ci sono posti prima, se vuole può disdire l'appuntamento che le abbiamo dato oppure verificare nel privato da 430 ai 460 euro. E potrei continuare, ecco, ne avevo ricopiati tanti, ma potrei continuare insomma per ore citando questi, e questa è l'eccellenza della sanità veneta, evidentemente non ci siamo. E soprattutto non possiamo continuare a prenderci in giro. Presidente. No. Guardate che non è finita la seduta, Cioè, stiamo andando avanti con la discussione, prego. Grazie Presidente. E non possiamo continuare quindi a raccontarci di una sanità veneta eccellente, quando in realtà di eccellente abbiamo certamente gli operatori sanitari, i medici all'interno dei nostri ospedali e dei nostri sistemi territoriali, ma dove accade questo, accade quello che vi ho descritto. E quali sono le due conseguenze? O ci si rivolge al privato, chi se lo può permettere, e ricordiamo che i dati veneti sono tra i dati peggiori in Italia
con 4 miliardi di euro di tasca propria spesi nel privato da parte dei nostri cittadini e con un tasso, una spesa pro capite altissima appunto per ogni cittadino veneto. E dall'altra, cosa ancora forse peggiore, è chi non se lo può permettere evidentemente non si cura, perché questa è la situazione di molti cittadini veneti, che poi non rientrano poi nei conteggi delle nostre liste d'attesa che invece sembrano magicamente risolte. E per di più, anche nella questione relativa alle liste d'attesa, vediamo come sempre di più in questi anni si continui a finanziare il privato convenzionato invece che finanziare il pubblico. Oltre a questo, un'altra questione, il rendiconto che oggi discutiamo, ci restituisce un quadro degli equilibri finanziari della Regione e ci dice come sono state appunto gestite le risorse, certifica la solidità dei conti e misura la capacità amministrativa dell'ente. Ma evidentemente da quello che ho descritto probabilmente la capacità amministrativa di dare servizi non c'è o comunque c'è solo in parte. Ma dovrebbe dirci anche il rendiconto quali sono e come stanno gli equilibri sociali del Veneto. Ed è qui che si misura la qualità dell'azione pubblica. Perché c'è anche un'altra questione che è stata affrontata anche nelle discussioni precedenti e anche oggi poco fino ad ora, che è anche la questione relativa all'occupazione femminile. Da questo punto di vista l'occupazione femminile all'interno del Veneto è preoccupante. Sappiamo che c'è un divario di più del 15% della sottooccupazione femminile e sappiamo anche che aumenta sempre di più esponenzialmente il cosiddetto part-time involontario, ma anche su questo, sul rendiconto e sulle nuove azioni che sono state messe in atto in questi mesi non vediamo nulla. E inoltre, oltre a questo, c'è un altro dato, è quello relativo agli investimenti, in particolare nei servizi. Allora, alcuni li ho ricordato, che è quello che riguardano ovviamente la cura della persona, le RSA, che sono, sappiamo benissimo, dopo queste persone, tutte quelle che non stanno in RSA, tutte quelle che non hanno servizi di cura, a carico delle famiglie e in particolare, lo sappiamo benissimo, il tema anche dei caregiver lo abbiamo segnalato ed è stato espresso molto bene, alla fine il lavoro di cura è spesso o praticamente solo sulle donne. C'è un altro tema fondamentale che è quello relativo agli asili nido e alle scuole dell'infanzia. Il Veneto si assesta tra le peggiori realtà d'Italia, non tanto sul dato generale ma sul dato degli asili pubblici, perché noi abbiamo 12 posti su 100 negli asili pubblici. Vuol dire che 88 bambini nel Veneto non possono accedere, secondo gli ultimi dati, a un asilo pubblico. È vero, il 33 possono accedere ad asili pubblici o privati, però sappiamo che poi nel privato le rette sono esponenziali e anche su questo c'è stata continuità da parte di questa nuova amministrazione di non voler investire sull'aiuto alle famiglie e in particolare sulla questione relativa delle rette. Sappiamo che c'è il bonus, ma questo bonus non solo non riguarda tutti, ma soprattutto è insufficiente perché di fatto le domande sono molte di più rispetto alle risorse che abbiamo messo in atto. Allora anche nell'ultimo bilancio avevamo detto, sapendo già dalle precedenti bilanci che le risorse non sono sufficienti, aumentiamolo, perché quello è uno dei dati che poi incide in modo diretto anche sulla questione del lavoro delle donne, perché sappiamo che meno servizi ci sono, meno le donne hanno ovviamente la possibilità, perché sono sempre quelle che rimangono a casa. E non lo diciamo solamente noi, lo dicono anche per di più anche l'Università di Ca' Foscari, che accerta anche una cosa. Un aspetto positivo emerso dai dati recenti è che il Veneto ha finalmente raggiunto il livello minimo di copertura dei posti autorizzati nei servizi educativi, però l'incremento della percentuale dei posti negli ultimi anni in Veneto in Italia è stato più riflutto del calo della popolazione che invece alle risorse investite. Quindi non è che abbiamo investito di più, consideriamo che c'è anche stato il PNRR, per fortuna che c'è stato e qualche fondo l'abbiamo utilizzato, ma questo lo dice una ricerca dell'Università di Ca' Foscari che fa chiaramente riferimento al fatto che il Veneto non ha investito di più, semplicemente ci sono meno nascite e quindi i parametri si sono un po' aggiustati. Considerando che dovremmo arrivare a 45 posti su 100 entro il 2030, mi sembra, anche dato che abbiamo già speso tutti i soldi del PNRR,
un traguardo per ora, per le risorse investite, abbastanza irraggiungibile o comunque piuttosto complicato. Detto questo, perché ho fatto tutto questo ragionamento? Perché una regione nella quale le donne sono libere di lavorare, di avere figli senza essere penalizzate, di conciliare i tempi di vita e di cura e di vivere senza violenza, che è uno dei altri dati ovviamente di cui tratteremo anche nei prossimi giorni, è una regione che non garantisce più diritti, è una regione soprattutto che non riesce a costruire un proprio futuro, e da questo rendiconto evidentemente abbiamo confermato che non sta costruendo il proprio futuro, e anche dai primi atti che vediamo di questa nuova regione in continuità in realtà alla precedente, evidentemente non si sta investendo nel futuro. Grazie. Allora, abbiamo raggiunto l'orario limite stabilito in capigruppo, le ore 18. Per non allungare ulteriormente i tempi, riprendiamo domani dai capigruppo che vedete, Barbisana e Borgia. Buona serata a tutti. 5 capigruppo, ore 10, inizio del Consiglio.